Oggi è mercoledì, siamo all'Emporio Solidale, come vedete il nostro banco solidale all'interno della provincia, l'unico banco solidale all'interno di un ente pubblico in Italia, questo va specificato. Qui vedete stanno facendo la spesa, le persone sono arrivate perché il mercoledì facciamo la distribuzione, mentre il martedì siamo aperti dalle 9 alle 14.30, alle 16.30 continuato, perché prepariamo le cose e anche le persone possono portare tutti i martedì, solo il martedì, dalle 9 alle 16.30 continuato presso la provincia. Fate tutto il vialone lungo, vedete la chiesetta, in fianco alla chiesetta ci siamo noi con questo banco solidale. Devo ringraziare tutti quanti perché veramente abbiamo tanti aiuti, perché purtroppo dai banchi nazionali non arriva più niente, perciò noi abbiamo il vostro aiuto che ci permette di fare delle borse dignitose. Adesso entriamo. Buongiorno, buongiorno, qui c'è il nostro volontario che fa parte anche del direttivo, Franco Cattani. Com'è andata questa mattina, Franco? Questa mattina è andata bene, molte famiglie come sempre, siamo qui come volontari, quindi va tutto bene, diciamo, aiutiamo e speriamo di andare avanti così. Allora, questa mattina, come quasi tutti i mercoledì da 2 mesi ormai, facciamo la scuola di cucina. Oggi il cuoco ha preparato i gnocchi, che poi vedremo, e pensate, i gnocchi io non lo sapevo, solo con farina e acqua. Come hanno accolto questa scuola di cucina? Cosa dicono le persone? Ma le persone interessante, però abbiamo fatto proprio i gnocchi con la semola, che è una cosa diversa, quindi più morbidi, sono gnocchi diversi e li abbiamo proposti, sono stati accettati volentieri, quindi continuiamo così. La prossima settimana faremo qualcos'altro. Allora entriamo ed eccoli qua, i gnocchi sono rimasti, come vedete ne avevano fatto un tavolo pieno. Questi sono i gnocchi senza patate, questo è giusto dirlo, con la farina, l'acqua, poi e l'olio, la semola perché non si attaccano. Qui c'è l'accoglienza, Marcia sta accogliendo una persona che poi farà la spesa, e qui come vedete c'è la libreria che non manca mai, che è molto importante e veramente viene anche vissuta la libreria per capirlo. E qui si inizia a fare shopping, come vedete c'è un po' di tutto, sono cose che mandano le persone al nostro banco solidale e chi viene qua può girare tranquillamente e prendersi quello che serve. Come vedete abbiamo anche il pellet, che adesso dovrebbe arrivarne ancora, come ha detto Vallardi, che ci manderà 2 o 3 bancali di pellet, che è stato ospite a Sveglia Veneti, perché per noi è molto importante, perché non hanno i soldi per riscaldarsi queste persone. Qui siamo al freddo, per un conto stare al freddo 2, 3 ore, 4, un conto è vivere il freddo d'inverno, e perciò questo materiale per noi è oro colato e vedete stiamo distribuendolo in maniera che così le persone possono riscaldarsi. E poi qui ci sono i vari, ecco, come potete entrare in qualsiasi negozio e si prende quello che si vuole in base a quello che serve, poi si ritorna indietro, tante cose anche da bambini come vedete. Qui era pieno di giocattoli, come avete visto è sparito tutto, e qui le persone si fermano col tesserino, che per noi è una carta d'identità, perché è scritto tutto nel tesserino, chi sono, quante volte vengono, vuol dire che hanno l'ISEE a posto, la carta d'identità a posto, e si chiede, come vedete, qui c'è la lavagna e questa è la borsa di questa giornata. Perciò c'era il latte o il succo, salame, mozzarella, formaggio, sofficini, pasta o riso, passata, pane o farina, focaccine vegetali, verdura, frutta, budino, assorbenti, pannolini, tutto quello che serve per avere una borsa dignitosa, perché noi abbiamo delle persone che meritano di essere aiutate e dobbiamo dare loro la dignità anche nella borsa. Questo è molto importante. Qui vedete è arrivata abbastanza roba, però prossimo mercoledì, questa sera chiuderemo alle 16.30,
qui sarà sparito quasi tutto. Ecco, volevo ringraziare soprattutto queste persone che ci danno il 5 per 1000, perché il 5 per 1000 in questi momenti ci permette di prendere quelle cose che non abbiamo, che non arrivano, che è lo scatolame, il tonno, ecco, soprattutto il latte che manca sempre, le uova, la farina, la passata, perché dai banchi nazionali arriva sempre poco. Spero che in questa colletta alimentare che ci sarà la prossima settimana cercate di donare, perché ne abbiamo tutti bisogno. Sto parlando a nome di tutto il mondo del volontariato e dei banchi. Vedete quante volte trovate le collette di tante associazioni, perché abbiamo bisogno di avere del materiale, perché sennò non potremo dare queste borse. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Io dovevo aprire con una canzone questa mattina, prima del banco magari. Mi manchi. E chi è che mi manca? Mi manca tanto questo presidente, ex presidente, già presidente, come vogliamo chiamarlo, Leonardo Muraro, che è stato lui che mi ha permesso di avere questo e di aprire questo banco solidale. Pensate, l'unico banco all'interno di un ente pubblico in Italia. Però mi manca tanto perché stiamo passando le pene dell'inferno, perché c'è una direzione che non riesce a capire che forse all'interno c'è un banco autorizzato e non è possibile continuare così. Ci sarà un incontro col nostro vicepresidente Leopoldo Bottero, io non ci andrò, e vedremo di trovare una soluzione. Sta scadendo la convenzione perché è inaudito certo comportamenti. Lo dico perché è giusto che sappiate, a voi vi racconto tutto, perché è giusto anche capire che si mettono il fiore all'occhiello e poi ci segano. Allora, Presidente Muraro, grazie intanto di essere qui, ancora grazie, lo dovevo dire perché se lo merita. Quando c'era questo Presidente in provincia, anzi venivamo aiutati, veniva a vedere ogni tanto come andava, se avevamo bisogno di qualcosa. Anche gli orti sociali sono merito suo perché è stato lui a firmare la convenzione, poi è successo il finimondo. Ma si riesce a capire, Muraro, lei adesso è consigliere, assessore a Mogliano, l'importanza invece di aiutare la povertà, questi poveri che non sono barboni, sono famiglie che non ce la fanno più, neppure con 2 stipendi, perché se pagano l'affitto e le bollette non hanno più i soldi per mangiare, i figli che crescono, questi anziani che non riescono veramente a sopravvivere con queste pensioni bassissime, le persone, come avete visto, anche non solo diversamente giovani, ma che non riescono a collocarsi. Cosa ci dice Assessore Muraro? Prego. Buongiorno intanto a tutti e grazie a Mirella per l'invito a essere con voi questa mattina. La mia esperienza con la Mirella è stata sicuramente positiva perché abbiamo fatto, ricordo, l'importante azione di aiutare i veneti bisognosi. Poi abbiamo fatto gli orti per i pensionati che possono passare il tempo e produrre anche ortaggi di qualità senza sostanze chimiche. Come ricordo il Guinness dei primati, Mirella, se ti ricordi che abbiamo fatto il Guinness, la grande tavolata, il Guinness dei primati a Treviso, che abbiamo attratto migliaia e migliaia di persone per una giornata favolosa, sempre con l'obiettivo di aiutare coloro che hanno bisogno. Il momento sicuramente è difficile, non siamo nel momento difficile del Covid che aveva delle condizioni diverse adesso. Purtroppo è l'economia che sta mettendo in difficoltà la gente, perché in questo sistema economico europeo trasferito poi anche nel nostro paese aumenta sempre di più le diversità di chi soffre, le diversità di chi invece sono coloro che hanno ampi poteri, hanno anche grandi risorse, perciò è una economia fra virgolette drogata che non tiene in conto della situazione mediana della popolazione. Ci sono tantissime famiglie che soffrono, abbiamo tante persone che provengono da altri continenti e anche questi ovviamente vengono messi in questo serbatoio ed è una situazione un po' particolare. Devo dire che Treviso, la provincia, ma anche il Veneto, girando un po' per l'Italia e non solo, anche per l'Europa, possiamo dire che abbiamo una persona eccezionale che è la Mirella, con i veneti schiacciati dalla crisi, che ha avuto un'idea favolosa, ma rispetto a un contesto nazionale siamo
siamo più fortunati. Siamo fortunati perché abbiamo tante persone come la Mirella che aiutano le persone bisognose, e il pubblico, l'ente pubblico deve poter sostenere. Anche noi qui in Comune a Mogliano Veneto abbiamo una buona fetta del nostro bilancio, del bilancio del Comune, che è profusa ad aiutare le persone in difficoltà. Noi abbiamo ovviamente degli schemi diversi che non sono quelli che ha la Mirella, però cerchiamo di fare il possibile per aiutare le persone in difficoltà. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella, e saluto Muraro, che conosco, è una persona, adesso è da Moà, ma era un bravo politico. E ho anche conosciuto, sono stato da Ottavio, quello di Mogliano. E siamo stati insieme Sartore? Sì, no, da Ottavio. Quello delle autovetture. Siamo stati insieme. Vabbè, comunque so che ti è una brava persona, mi dispiace che ti gatti in Moà la politica. No, guarda che sei assessore a Mogliano con la Lega, sì, è assessore appunto. a Mogliano con la Lega, noi abbiamo a rientrare. Vice sindaco addirittura. A Jesolo, 2 anni fa. A me non importa. Comunque, so che sempre sei una persona impegnata, va bene. Ottavio, quello di autoricambi, no? De Mogliano. Sì, che capito, va avanti. No, niente, mi fa piacere vedere un po' di giro, per chiedere un tocco che non lo sentivo. Mi dispiace che non sia più in politica, va bene, perché Ma rientra. specialmente nella Lega avremo bisogno dei politici che è manco peso. Perché purtroppo... Grazie Rinaldo. Rinaldo non ha capito che Leonardo Muraro è vice sindaco a Mogliano con la Lega, della Lega, perciò è rientrato in politica. Secondo me non è mai uscito, anche aveva fatto forse un passo un po' a lato, ma è rientrato ed è diventato vice sindaco perché le persone lo hanno votato, perché chi semina bene poi anche raccoglie. Allora, sindaco Muraro, quello che veramente però sentiamo che i sindaci sono veramente preoccupati. Questa manovra taglia i comuni per 100 milioni, è la cifra stimata per il Triveneto, l'80% sarà in Veneto, i municipi di Padova e Verona sarebbero i più colpiti. Cosa ne pensa Muraro? Beh, sono ormai 25 anni che giro gli agoni politici e amministrativi del paese e devo dire che la minestra è sempre la stessa. Ogni volta che c'è bisogno di avere delle risorse, dove si va a pescare? Nei comuni. Ricordiamo che questi 100 milioni di adesso a cui vengono aggiunti 200 milioni di 3 mesi fa, per cui il taglio, se rimane tale e non viene modificato nella finanziaria 2025, è di 300 milioni per tutti i comuni, a carico del comune. Questo significa per un comune come Mogliano Veneto, che ha attorno a 30.000 abitanti, un'ulteriore riduzione delle entrate di circa 140.000 euro all'anno. Voi direte non sono tanti, ma per un comune sono tantissimi. Questa purtroppo è una situazione che si deve sempre affrontare e che va anche poi, a cui vanno aggiunti poi gli ulteriori costi che l'ASL con l'ultimo bilancio ha assommato ai comuni. Per noi sono circa 80.000 euro in più all'anno che dobbiamo pagare per i servizi alle persone attraverso l'ASL. Come vede, noi abbiamo tantissimi soldi da pagare che si incrementano sempre di più, per cui le spese sono sempre maggiori e i trasferimenti sono sempre minori. Noi eravamo tanto fiduciosi che con Luca, con l'autonomia del Veneto, si potesse avere un po' più di risorse, ma poter spendere meglio le risorse dello Stato nazionale che sta depauperando in giro per altre realtà. Purtroppo dobbiamo essere sempre in prima linea, soffrire e cercando di identificare quelle che sono le priorità di intervento a sostegno delle nostre città. Allora andiamo a vedere anche un'altra piaga che sta aumentando sempre di più, le famiglie hanno paura di uscire, hanno paura di rincasare, questa è una situazione veramente molto particolare. Andiamo a vedere questi furti anche a Mogliano, poi commentiamo.
Ombre sospette nel buio, sconosciuti che tentano di entrare nelle abitazioni, ladri col passamontagna che si aggirano nei giardini delle case. Nella Marca sono episodi che si ripetono, gli ultimi in ordine di tempo a Mogliano Veneto, con alcuni tentativi di furto sventati ad esempio dall'abbaiare dei cani o con le auto parcheggiate in giardino svaligiate dai ladri. Mogliano era appena stata martoriata già da 4-5 furti un paio di giorni fa e ci troviamo questa notte a 4-5 tentativi di furti con tanto di foto di questi malintenzionati nei giardini, e quindi è normale che la gente dice: se ho fatto un'estate difficile, adesso il preambolo è questo, fra poco mi cambia l'ora, è complesso da gestire anche mentalmente per le persone che sono a casa. L'invito per chi subisce queste odiose esperienze è di presentare denuncia alle forze dell'ordine, che così possono organizzare meglio il controllo del territorio. Con il cambio dell'ora in arrivo e il buio già da metà pomeriggio occorre più attenzione. E le tenebre quando arrivano poi aiutano noi delinquenti a un po' confondersi nel buio, quindi comincia il famoso orario in cui si sposta e i furti arrivano dalle 6 in poi, quindi più segnalazione tra di noi, tra vicini, andare a tenere accesa la luce, come si dice, non lasciate mai aperta neanche in alta ribalta una finestra anche per 5 minuti, perché lo sanno, vedono e da lì ne approfittano. Alla luce dei fatti di cronaca assume ancor più risalto l'iniziativa dell'associazione Furti in Corso, che domenica mattina in piazza Aldo Moro a Treviso organizza un incontro tra cittadini, associazioni e sindaci per chiedere più controlli. Faremo una giornata, qualche ora lì la mattina dalle 10 in piazzetta Aldo Moro a Treviso Centro, dove ci incontreremo cittadini e istituzioni per fare il punto della situazione e chiedere anche alla prefettura già subito un aumento delle forze dell'ordine. 50.000 anziani vivono da soli, si moltiplicano le chiamate ai soccorsi, aumentano gli over 75 single, vedovi o divorziati, raffica di interventi per malori e cadute. Dietro ogni caso una storia. Allora Muraro, non le sembra che forse quei 250 poliziotti che abbiamo mandato in Albania, che non c'è niente, non c'è nessuno, forse dovrebbero essere impiegati nel territorio, visto il problema di sicurezza che abbiamo, perché poi la gente a casa inizia a fare i numeri, i conti 1 più 1 e non fa più 2 e comincia ad arrabbiarsi. Avete visto l'ascensione che c'è anche nel voto? Cosa pensate di fare? Ecco, come vede lei la situazione, perché lei sa di cosa parlo? Cioè, non è possibile avere 250 poliziotti in Albania che non c'è nessuno e qui abbiamo paura di lasciare la casa perché siamo veramente a una piaga di furti incredibili. Prego Muraro. Sì Mirella, io ho anche la delega qui per la sicurezza. Mogliano Veneto stiamo affrontando questo problema in maniera molto sinergica con le forze dell'ordine, soprattutto con i carabinieri, che ringrazio, che li sento tanto vicini. Io ho un comandante della polizia locale, Stefano Forte, che è eccezionale, 30 uomini che girano per il territorio perché abbiamo una convenzione con Preganziol e Casier per la polizia locale. Abbiamo oltre 120 telecamere a disposizione del territorio che controllano vie, strade e quant'altro. Il prossimo anno ho chiesto un finanziamento di ulteriori 300.000 euro per inserire altre 100 telecamere, per cui per controllare tutta l'area, soprattutto le aree quelle adiacenti al sistema autostradale, perché è la via di fuga più importante, che coloro che vengono a fare criminalità nel nostro territorio poi fuggono attraverso il sistema autostradale, per cui stiamo controllando, mettendo insieme una serie di situazioni per il controllo del territorio. E noi anche di fronte a questi furti, lei vede che noi abbiamo sempre le immagini, sono incappucciati ma ci sono le immagini, ci sono degli strumenti, degli scanner che tolgono direttamente anche l'abito al criminale, anche se incappucciato, e per cui dopo diventa un'azione delle forze di polizia deputate a questo, o sono polizia o carabinieri. Grazie di averlo detto, perché non si sapeva che c'è questo scanner che toglie i cappucci, riuscite veramente a individuare. La fermo un attimo Muraro, perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino, se no cade la linea. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma la pressione che viene fatta ultimamente è una pressione che è anche dovuta al fatto che è stato tolto il reddito di cittadinanza. Costava dai 3 ai 4 miliardi, non costava molto perché sono stati spesi anche 3 miliardi solo in incentivi per cambiare la caldaia. E io vedo che si continua a far pressione sui poveri
E come al solito la destra mette in condizioni la classe media di odiare i poveri di odiare i disperati, no? E io questa cosa non la provo mica, perché se lasciavate il reddito di cittadinanza, allora all'epoca c'era meno furti. È ovvio che se uno non percepisce più niente va a rubare. E il discorso poi che io contesto è anche il fatto che c'è un'evasione fiscale legalizzata, ci sono più di 200 miliardi che se ne vanno all'estero, quei privilegiati, no? Che si sono fatti da sede fiscale all'estero, e voi non dite mai nulla. No, la Meloni parlava male di quelli che si sono fatti da sede fiscale all'estero prima delle elezioni, però adesso non se ne parla, adesso che si potrebbe fare qualcosa. Io direi chi ha 2 mattoni, no? Chi ha 3 mattoni, uno ce l'ha all'estero e 2 ce li ha in Italia, è giusto che le tasse le paghi in Italia. Questa evasione fiscale legalizzata, stiamo parlando di più di 200 miliardi, ma è inutile continuare a dirmi sì, hai ragione, e poi non fate nulla. Buona giornata, signori. Abbiamo sentito le riflessioni di Claudio da Marano Vicentino, prego Muraro. Vorrei dire una cosa a questo signore, che dovrebbe forse leggere un po' di più attraverso internet le deliberazioni del governo. È stato escluso il reddito di cittadinanza, ma lei sa che c'è il reddito di inclusione, nel quale con gli stessi parametri viene accertato realmente se la gente che lo richiede ha bisogno o no. Non è colpa di reddito di cittadinanza o quant'altro, ma lei sa che circa i numeri di coloro che evadevano la realtà nel chiedere i soldi di reddito di cittadinanza era notevolissimo. Nel reddito di inclusione si dà la stessi soldi a coloro che effettivamente hanno bisogno, perché ci sono dei controlli che sono maggiori. Dopodiché sull'evasione fiscale, anche qua, legga qualche giornale che sia, non so, nazionale, non voglio far nomi, dove si evincono quelli che sono i risultati soprattutto degli ultimi mesi con questo governo. Prima ho detto una cosa negativa, nel senso di dire tagliano i soldi in comune, e questo governo lo sappiamo che è un governo per noi amico, ma però dove è giusto criticare si critica, ma dove è giusto dire le cose che effettivamente hanno portato a compimento e che hanno dato un plus in più, è giusto anche queste sottolinearle. Sul discorso della criminalità a Mogliano volevo sottolineare un'altra cosa, Mirella, che è una cosa importante. Noi abbiamo circa 12 gruppi di controllo del vicinato, abbiamo circa 600-700 persone qui a Mogliano Veneto che alla sera, attraverso dei coordinamenti di questi controlli del vicinato, si organizzano, non fanno le ronde, sono a casa, stanno attenti all'abitazione dell'amico, stanno attenti quando una macchina si sosta, sta attento chi passa, se il cane abbaia in maniera diversa. E dopodiché queste persone fanno una chiamata alle forze dell'ordine, perché non si sostituiscono alle forze dell'ordine, fanno una chiamata alle forze dell'ordine, carabinieri, e i carabinieri assieme alla polizia locale interviene nel luogo. E anche questo è un aiuto concreto in cui bisogna ringraziare questi ragazzi, queste famiglie che si organizzano con i controlli vicinato, ma soprattutto persone normali della città che stanno attente con un occhio di riguardo nei confronti delle proprie vie e dei propri concittadini. Un'altra cosa però importante è anche questo cittadino che veramente non si sente al sicuro, Muraro. È vero che ci sono tante telecamere, è vero anche se si sta organizzando, ma è anche vero che bisogna stare molto attenti perché questi girano armati e noi non abbiamo la sicurezza di non poterci difendere, perché se ci difendiamo dobbiamo porgere l'altra guancia o chiamare le forze dell'ordine, mentre in America se solo si trova all'esterno dell'abitazione, ma nel recinto dell'abitazione non ce n'è per nessuno, tu addirittura puoi sparare. Allora capisce che questo cittadino, questo fai da te non è che sia una cosa, perché qui arrivano veramente dei criminali e anche se non sono criminali sono ancora più pericolosi
pericolosi, perché non hanno nulla da perdere, ti entrano nelle case nonostante le luci accese, nonostante sanno che sei in casa, non abbiamo la certezza della pena, non possiamo difenderci, perché guai se ci difendiamo, abbiamo visto dei casi veramente eclatanti. Capisce che la gente comincia a chiedersi: ma una legge più severa, una legge che mi protegga, dove io mi posso veramente difendere se trovo questo delinquente dentro la mia casa o anche all'interno del recinto della mia casa. Capisce? Non possiamo continuare così, perché questi si arrampicano dappertutto, entrano armati. Avete visto? Hanno massacrato certi anziani di botte per pochi soldi. Capisce che questo fai da te? Sì, il cittadino deve aiutarci, deve fare, ma diventa pericoloso, perché questi veramente non hanno niente da perdere. La politica, secondo lei, Muraro, non dovrebbe intervenire con delle azioni molto più severe e metterci in sicurezza? Ma come, in casa mia non posso difendermi? C'è eccesso di legittima difesa. Ma cosa vuol dire eccesso di legittima difesa se lo trovi in camera da letto con bambini, con cui puoi perdere anche la testa? Cos'è l'eccesso di legittima difesa? Prego, Muraro. Ma questa è una storia anche questa vecchia. Io condivido con te, Mirella, questa tua idea, questa tua denuncia pubblica, che non c'è da parte del cittadino la possibilità di tutelare i propri interessi, i propri familiari, le proprie persone che tu ami. In America è una situazione che è estremamente maggiore, perché su 330 milioni che sono gli americani, mediamente all'anno muoiono 35.000 persone per armi da fuoco, per cui pensiamo che numeri spaventosi che hanno. Non arriviamo all'America, ma arriviamo a qualcosa di più intermedio, perché in Italia effettivamente tanta criminalità che viene dall'est o da altre realtà viene qui perché sa che qui l'immunità è quasi certa. L'immunità è quasi certa. Il governo dovrebbe in questo caso sì fare delle norme molto più stringenti. Io ricordo, Mirella, non so, forse lo ricorderai anche tu, l'onorevole Luciano Dussin aveva fatto, stiamo parlando di circa 10 anni fa, aveva fatto un decreto legge che poi è stato trasformato in legge per il rispetto nella propria proprietà, di poter agire in maniera più consona alla difesa della famiglia e alla difesa della propria personalità, della propria intimità familiare. La proposta di Luciano, che era veramente effettiva ed era molto, molto pratica, nel corso dell'iter parlamentare, fra i vari burocrati, fra le varie osservazioni, da una legge che era una legge veramente che aiutava le persone contro la criminalità, si è scolorita come tante leggi succedono in Italia. Qui dovremo fare veramente un passo, e adesso che c'è un governo forte, che ha i numeri, con una pressione anche popolare di sostegno importante, si dovrebbero fare delle leggi che siano delle leggi che diano la possibilità ai cittadini che all'interno della propria abitazione di potersi proteggere ed avere maggiore sicurezza. Polizia, carabinieri, tu hai parlato dell'Albania e qui c'è la famosa battaglia magistratura e politica. Ma io dico anche, uno che fa politica, uno che fa amministrazione, deve sapere che ci sono dei rischi. I rischi è che tu fai delle scelte, le scelte delle volte sono impopolari o popolari, perché non puoi sempre accontentare il 100% della persona. Io dico, tutte quelle persone, poliziotti, carabinieri, finanzieri, che sono a garanzia della tutela di migliaia e migliaia di parlamentari o di politici, ma tutte quelle persone serve veramente, non può essere messa più sul territorio. Tutte quelle persone che sono adesso a tutela, a garanzia, ci sono sistemi da 8-10 persone al giorno per ogni area locale israeliano in Italia, che viene controllato con presenza continua da parte di carabinieri, polizia, finanza. È necessario tutto questo. Quelle persone non è più opportuno che vadano nelle stazioni dove rubano i portafogli ai turisti, dove ci sono le gang che si bastonano e si accoltellano, che entrino direttamente. Cioè, ognuno deve avere la propria particolarità di rischio.
Il rischio è un rischio comune e allora il rischio sarà maggiormente il cittadino comune rispetto a quelli che sono i grandi sistemi. Si proteggono i grandi sistemi e non si protegge il cittadino. Allora spostiamo quelle persone che sono in quei luoghi e mettiamole in piazza a dare una mano ai carabinieri e alle polizie locali delle varie città. Anche perché veramente ormai la sensazione dell'opinione pubblica è che veramente c'è un disagio che va oltre quello che è il limite di sopportazione. Andiamo a vedere anche questi furti in cimitero proprio a Mogliano. Andiamo a sentire. Ho pensato di mettermi a disposizione per i cittadini che nelle ore in cui sono reperibile, se possono lasciarmi la borsa della spesa, se hanno voglia di lasciare qui in custodia, in ufficio, i loro effetti personali. Devi passare per il cimitero ma hai la borsa della spesa sulla bicicletta oppure qualche oggetto di valore in macchina? A Mogliano puoi lasciarlo in ufficio dalla custode, sicuro che nessuno te lo porterà via. E questa è la lodevole iniziativa partita ieri per volontà della responsabile cimiteriale stessa, che ha postato sui social 2 casi, quello della signora che ha lasciato incustodite le borse per curare una tomba e quello di un signore derubato del pranzo non appena si era voltato per lavarsi le mani ad una fontanella. Del resto qui i ladri non mancano. Perché mi sono arrivate varie segnalazioni di persone che si sono giustamente lamentate per il fatto che stanno pulendo le tombe o cambiano i fiori oggi e domani non li trovano più. Ieri mattina è successo questo, è venuta una signora in cimitero a chiedermi se è normale che portino via fiori, tutte queste cose qua. Ho detto no, che non è normale, io a sta gente auguro che cadano le mani, ma purtroppo non ci posso fare niente. Ho detto voi continuate comunque a segnalarmi. Una situazione ben nota al sindaco Davide Bortolato, che se da una parte loda l'iniziativa della Guardiania, dall'altra ricorda che presto tutto il cimitero sarà sorvegliato da una rete di telecamere. Ma come dire, prevenire è meglio che curare, ed allora ecco il servizio di Guardiania che, sottolinea Isabella, è del tutto gratuito. Ho detto adesso scrivo su Facebook, no, chi arriva, se ha qualcosa da assarne, me assa qua. Tempo di fare il soccorso, dopo già va via. Apprezzamento immediato da parte dei cittadini. È una buona iniziativa perché sì, in questo luogo non dovrebbe mai esserci di queste ruberie. Quindi è meglio avere qualcuno che fa da custode non solo delle tombe ma anche delle cose dei vivi? Sicuramente. Un servizio che Isabella è ben contenta di offrire nel suo orario di lavoro. Certo, io sono qui tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30. Possiamo dire che oltre ad essere custode dei morti è custode anche di vivi? Possiamo dirlo, sì, tranquillamente. Mi sembra che abbiamo visto una ragazza giovane, una donna giovane, no, visto che dicono che quei giovani e i giovani non hanno più voglia di fare niente, questa è la dimostrazione, visto che a me piacciono gli esempi positivi e credo nei giovani, questa è una giovane donna che fa questo per tutta la comunità. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Finalmente, ciao, scusa, grazie. Scusa Vladimiro, ma è arrivato in ritardo, vai. Nessun problema, volevo fare una veloce pensiero che dopo se ha motivo da rispondere il tuo ospite dà un suo commento, no? Sempre riguardo all'autonomia e alla decisione della consulta. Allora, per dire parole povere tutta scheggia, la consulta ha detto che la legge è costituzionale e applicabile nelle parti che sta approvata al Parlamento, tranne i 7 punti che la consulta ha detto che bisognerà migliorare. Quindi i 4 punti che la consulta non ha toccato è applicabile al momento. Per esempio la materia che riguarda il LEP, cioè le materie che non ha il LEP, per le quali ci sono già alcune trattative, secondo me le trattative che inizia può andare avanti perché la legge è costituzionale, è approvata dal Parlamento e la consulta per queste materie non ha chiesto nessun cambiamento. 2, e chiudo, tra i 7 punti che la consulta ha messo in evidenza da cambiare c'è anche il punto che dice che le materie che lo Stato passa alle regioni deve essere trattata ad invarianza di spesa, che vuol dire che lo Stato passa a una regione una funzione, lo Stato per quella regione spende ogni anno 1.000, passa alla regione 1.000. La regione deve gestire questa funzione con i 1.000. Se viene fuori una regione che dice sapete che mi sono accorto che non me ne vuoi 1.200, benissimo, lo Stato non varia e dà alla regione 1.000,
La regione, se vuole, provvede a tassare i cittadini con l'IRPEF regionale. E chiudo. Mi so che Veneto, Emilia Romagna e Lombardia hanno un problema diverso, al contrario, loro dicono, credo con 900 euro di gestire la materia, i 100 euro che non spendo mi voglio tenere per investirli. Mi chiedo quali sono le regioni e gli enti locali che qua in Italia è abituato da sempre che schermi che basta mai? E per caso i comuni, le regioni del sud che è qui che adesso chiede con tutta forza una moratoria alla legge e se potessi vorrei fare abrogare? Grazie, ciao Mirella. Grazie Vladimiro, scusa per l'attesa, ma sai ogni tanto il centralino e la Mirella funziona così, però prima di andare di dare la parola a Muraro che prenderà nota di sicuro dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Quando riusciremo ad andare avanti, perché non è che sia così semplice come si pensa. Prego Muraro. Allora condivido sicuramente quanto espresso dall'amico di Rovigo. È una fase molto delicata, è una fase delicata perché quello che ha evidenziato coloro che hanno voluto esaminare la Corte questo provvedimento hanno posto dei paletti su delle questioni importanti che devono ritornare a fare i passaggi parlamentari e questo credo non sia ostativo nei confronti di continuare a discutere, come dice l'onorevole Calderoli, invece sulle questioni non LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè quelli che hanno effettivamente i soldi, perché attualmente si sta discutendo il trasferimento di competenze che non hanno dei trasferimenti economici da parte, non ha una sua capacità economica, è più un aspetto direttivo. Allora, su questo credo che la posizione la condivido pienamente e mi auguro che il lavoro che sta facendo il governatore Zaia assieme a Calderoli, e devo dire che anche si muove molto bene il segretario regionale Stefani Alberto, possa poter togliere anche questo ulteriore ostacolo che c'è in questo cammino. Mi auguro sempre, e questo sarà oggetto anche per le prossime tornate elettorali, che gli alleati mantengano quello che si è promesso, una forza coesa, forte anche all'interno di approvare questa autonomia per il Veneto. Allora, giovani, lavoro, furti in cimitero come abbiamo visto, sempre più sicurezza, bisogna veramente capire che invece anche qualcuno ha capito l'importanza di veramente una cittadinanza attiva, ecco, cercare di essere utile alla comunità come questa donna, questa giovane donna che ha detto io lo faccio volontariamente, non percepisco perché mi sento in dovere di fare questo. Prego Muraro. Come dicevo prima, noi abbiamo questo controllo del vicinato. Controllo del vicinato significa cittadini che aiutano la pubblica amministrazione, che aiutano il territorio, la loro città, rimanendo dietro le finestre, rimanendo per cui protetti, occhi, grandi occhi come telecamere che controllano però immediatamente segnalano quelle che sono le diversità. E questa è una cosa molto importante e questo credo che sia un grande applauso che va a tutti i miei concittadini, non solo di Mogliano, ma tutti del Veneto, della nostra provincia di Treviso, che aiutano con il loro impegno, aiutano le forze dell'ordine a prevenire tutte queste azioni di furti e criminalità. Questo è un bruttissimo periodo, lo sappiamo, da adesso fino a Natale sicuramente è il momento peggiore perché viene scuro alle 4:30 di sera fino alle 8 di mattina, è buio. Abbiamo incrementato il servizio della polizia locale e devo ringraziare anche il comandante di Carabinieri di Treviso e il prefetto perché abbiamo avuto nel nostro, in questi giorni, ma è un periodo temporale abbastanza lungo, abbiamo un maggior numero di forze dell'ordine di Carabinieri che girano per Mogliano, per cui fanno un'azione preventiva molto molto importante e questo devo dire che abbiamo ancora un gioco di squadra territoriale che ci permette di limitare quelle che sono le problematiche locali. Un'altra cosa che sta emergendo, Mirella, tu lo sai bene perché vediamo a Treviso, Conegliano, Mestre, nelle grandi città,
abbiamo il problema delle gang, e su questo credo che è un aver copiato, questi ragazzi copiano quello che succede in America. Io dico sempre, in Italia arriva quello che in America è stato fatto 7, 5, 10 anni fa. Noi mutuiamo queste cose negative dall'America dopo un po' di anni, e su questo è un nuovo fattore che può diventare criminale importante, nel quale dobbiamo dare delle significative risposte, che sono in termini di risposte severe, educative e non dico repressive, ma in certi casi, quando un ragazzo di 10-12 anni impianta un coltello sulla gamba di un suo coetaneo, credo che la giovane età non può essere messa in galera, però in istituto di recupero assolutamente sì. L'impegno però non deve essere solo delle forze dell'ordine, sono le famiglie sono la parte principale dell'educazione. Sì, però scusa Leonardo Moraro, abbiamo visto in Parlamento di quelle accozzaglie che di sicuro questi sono mariti, sono genitori, sono compagni che non è che diano un messaggio veramente serio, etico a questi ragazzi, perché abbiamo visto di tutto e di più. Allora io penso che anche sul luogo dove dovrebbe vigere l'etica al massimo, qualcuno dovrebbe pensare prima di fare certe azioni, perché poi questi ragazzi che sono spugne bevono, dico, avete visto, questo è il mio papà, questo è il compagno della mia mamma, questo è il fratello. Capite bene che gli esempi non sono veramente degli esempi che fanno bene a questa parte di ragazzi, perché poi ce n'è un'altra parte, qua vorrei che intervenisse anche Pablo Perissinotto, che sono invece dei bravi ragazzi, sono tantissimi, molti di più di quelli che fanno queste azioni, soprattutto sono dei ragazzi che cercano di migliorare anche la nostra qualità della vita, sono loro che scendono nelle piazze, ognuno possa fare le proprie riflessioni, però sono loro, perché il futuro è nelle loro mani. Allora, Perissinotto, se lei dovesse scrivere una canzone, lei è un cantautore, proprio sul problema della sensibilità, che la politica dovrebbe essere sensibile alle fragilità, perché alla fine stiamo parlando di fragilità, l'anziano è fragile, diversamente giovane è fragile, il ragazzo è fragile, il bambino è fragile, le famiglie sono fragili e la politica è fragilissima. Prima c'era il centro-sinistra, allora troppo buono, non aveva polso, adesso c'è la destra-destra, io ho ricevuto più di qualche telefonata, ci aspettava qualcosa di più forte, di più duro, però alla fine il cittadino si sente con le spalle al muro e non si sente protetto. Prego Perissinotto. Allora, qui entriamo in termini politici, ho sempre un certo pudore a esprimermi perché rischierei di essere... rischierebbero le mie parole essere travisate. La politica purtroppo è un gioco di potere e si basa su degli equilibri che devono da una parte probabilmente risolvere i problemi dei cittadini della nazione, però dall'altra devono raggiungere il consenso, e per raggiungere il consenso c'è la necessità di una particolare alchimia, quello di entrare un po' nella sensibilità dell'elettorato, il che a volte non vuol dire sollecitare gli aspetti più sani della persona, perché abbiamo visto che a volte si tende a suggestionare più che a convincere l'elettore che determinate categorie siano la colpa del malessere sociale. Io sono sempre stato sfavorevole a quello di narrare la realtà come c'è il colpevole e c'è la vittima. In realtà preferisco sempre una grande capacità di autoanalisi. Faccio un piccolo riferimento, il che non vuole... Fermo perché abbiamo Livio da Padova, sì. Se no mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Livio! Mirella, ciao, un saluto a tutti gli ospiti. Dunque, torniamo al discorso dell'eccesso di legittima difesa. Secondo me questa norma dovrebbe essere eliminata. Negli altri paesi d'Europa esiste l'eccesso di legittima difesa, ma a parte questo, che esista o no, noi dobbiamo eliminare un eccesso di legittima difesa,
perché un ladro che entra in casa è sempre armato, anche se non è armato con armi da fuoco, ma può essere armato di coltello, può essere un pericolo. La vita di coloro che abitano la casa è in pericolo, insomma, perciò il proprietario che spara lo fa anche per difendere non solo i suoi averi, ma anche difendere i suoi familiari. Cosa ne pensate? Grazie. Abbiamo sentito Olivia, allora finiamo con Perissi Noto, sentiamo cosa ne pensa, che vuole commentare la telefonata, e poi andiamo da Leonardo Muraro. Sì, parlavo appunto di narrazione. Io sento il Signore che rispetto profondamente, però la questione è che noi parliamo, quando nell'immaginario collettivo parliamo di delinquenti, pensiamo sempre al ladro che ti entra in casa e ti ruba, e questa è la nostra configurazione dell'elemento delinquenziale, lo stupratore, sempre piccoli personaggi. Io vorrei invece che ci fosse uno sforzo collettivo, secondo me questo servirebbe molto per una miglioria sociale importante, di capire anche che a volte il delinquente è quello con la giacca e cravatta, che sta proprio nella stanza dei bottoni e ha un ruolo fondamentale per il processo sociale, quello proprio inteso come politico, oppure una certa determinazione nelle scelte, quelle che poi condizionano la nostra quotidianità, la quotidianità di tutti. Perché fino a che vediamo il delinquente, e questo sia a destra che la politica, sia a destra che a sinistra, la politica spinge molto perché i cittadini guardino sempre verso il basso, mai verso l'alto. È un esperimento sociale ormai vecchissimo, antichissimo, perché allora c'è maggiore possibilità di contenimento. Quando il cittadino comincia un po' a rendersi conto che in realtà c'è da cambiare, o c'è molto da cambiare nella dirigenza, quelli che sono poi la rappresentanza sociale, allora lì secondo me può esserci una svolta. E questo si fa attraverso ovviamente all'interno dei regimi democratici, non voglio parlare di rivoluzioni. E quindi io, se posso sempre dare un suggerimento, di non fermarci solo a vedere il delinquente, sì, per carità, ma il delinquente, oppure l'incremento a volte anche degli atti delinquenziali, quelli che poi ti entrano in casa a rubare, probabilmente molti per il fabbisogno che non vanno giustificati per questo, cresce proporzionalmente anche un indice politico al ribasso. Allora sentiamo anche come commenta Leonardo Muraro e come ci saluta, perché è finita questa ora con Leonardo Muraro, vice sindaco a Mogliano Veneto Lega. Prego Muraro. Non condivido gli aspetti filosofici, qui esiste un problema. Il problema è che delle ragazze vanno fuori alla sera, vengono prese, messe in angolo, vengono violentate. Qui c'è un problema i ladri, caro signore, i ladri che vanno per le case non sono gente di 80 anni che ha bisogno di mangiare la pasta asciutta. Se lei vede le riprese che hanno le forze dell'ordine, che abbiamo noi, sono tutti ragazzi che vanno al massimo i 25-30 anni, tutti palestrati, tutta gente ben preparata che lo fa esclusivamente perché non ha voglia di andare a lavorare, perché sa che se vengono presi qui vengono denunciati e vanno fuori dopo 10 minuti, perché se fossero in Romania andrebbero dentro in galera e rimarrebbero 15 giorni a mangiare pane e acqua. Questa è la grande differenza. Aiutare le persone, dire che è il sistema politico che ha creato questa situazione, questa qua è una cosa, è una biura impressionante. Allora, diamo i giusti pesi veramente, però la criminalità in Italia è una criminalità impunita attualmente. Noi dobbiamo fare, io mi auguro che il governo Meloni faccia delle leggi molto più restringenti. Non è possibile che bambini, ragazzi di 10-12 anni assalgano in branco delle persone perché non pagano il biglietto dell'autobus, vanno in treno e spaccano i denti ai capotreni, gli impiantano i coltelli sulla pancia. Ma che cosa stiamo parlando? Che è colpa della politica? Questa è colpa delle famiglie, questa è colpa di ragazzi che vogliono emulare gli americani che vedono, che ballano con le scarpe rotte e i pantaloni rotti. Queste sono le cose che dobbiamo combattere, ma vanno combattute avendo la possibilità di educare queste persone in maniera ferrea,
ferma, e coloro che non vogliono essere educati devono andare in galera, ma rimanere in galera. Sì, però Muraro, scusi, allora, siccome siamo partiti col Banco Solidale, per fare questo bisogna investire sulla famiglia, Muraro, e bisogna investire sui sindaci, visto che sono quelli nel territorio, che abbiano la possibilità di aiutare questi ragazzi, perché abbiamo sentito anche l'altro giorno, avevo il delegato del CONI Mario Sanso, anzi facciamo gli auguri perché è diventato nonno di Ettore, perciò auguri a Mario Sanso, delegato CONI, che anche il calcio costa, tutto costa. Allora vogliamo capire che non è così semplice risolvere il problema finché non investiamo sulla famiglia, ma se continuiamo a tagliare, che sia di centro, che sia di sinistra, che sia di destra, sempre i tagli vengono fatti, e dove? Sulle fragilità. Allora Muraro, io ho un Banco Solidale, io non riesco a collocare, lei ha detto non hanno voglia di lavorare, io le posso assicurare che non riesco a collocare persone dai 35 ai 50 anni, non riesco a collocarli, quando vanno a fare il colloquio non ci siamo, manca sempre qualcosa. Allora capisce bene che se io non riesco più a gestire la mia situazione familiare, qualcosa mi devo pure inventare, e se non me la invento io, cosa succede? La inventano i figli. Perché? Perché come giustamente si vede non c'è un aiuto a questa comunità tramite il sindaco, i servizi sociali che mancano, non ci sono, non abbiamo i numeri per mettere in protezione questi ragazzi. Allora capisce che finché continuiamo a parlare, non agire, qui bisogna agire, ma investendo sulla famiglia, Muraro, investendo sul lavoro. Qui abbiamo le persone che non si collocano da nessuna parte, continuiamo a sentir parlare di licenziamenti di massa. Questi scioperi generali avranno pure un effetto se c'è lo sciopero. Possibile che tutti sbagliano a fare sciopero? Abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, le pensioni più basse d'Europa e i politici più pagati d'Europa, Muraro. E i politici più pagati d'Europa. E allora è inutile che continuiamo a dire si fa, no, bisogna agire, bisogna fare, perché finché continuiamo a parlare la gente diventerà sempre più cattiva. Ecco, e si arrangerà, il fai da te si arrangerà, è mai possibile. Muraro, la saluto, la ringrazio perché abbiamo detto tutto, se no ho forato oltre il limite, però se vuole dire ancora qualcosa, prego. Niente Mirella, ti ringrazio per l'invito, ti invito a venire qui a Mogliano come ti dicevo prima, e quando hai bisogno sempre a disposizione per un'amica come te. Grazie a Leonardo Muraro, vice sindaco a Mogliano Veneto Lega. Pablo Perissinotto invece resterà con noi. Grazie, pubblicità. Certi lavori dicono siete la causa di disagi e malumori, che volete tutto subito senza fare sacrifici, lo dice anche Briatore e tutti i suoi amici. Che goduria, si è rotto il giocattolo, la corda si è spezzata e tutti vanno in panico. C'è penuria di schiavi, ma sì, date pure colpa all'RDC. I giovani non si fanno più fregare, e ai vecchi schiavisti patate da pelare. Coi giovani io tipo per voi dico a Briatore e i suoi amici, parassiti siete voi. Colpa dei vostri genitori, che è colpa dello Stato, della scuola e professori. Non vi hanno insegnato
cos'è il sacrificio, lo dice anche la Sant'Anché. Che goduria, si è rotto il giocattolo, la corda si è spezzata, piuttosto vanno all'estero, questo è il risultato della vostra avidità, il karma vi saluta con cordialità, i giovani non si fanno più fregare, sono finiti i polli da spennare, coi giovani, io tifo per voi, dico Abbeatore, i suoi amici, parassiti siete voi, i giovani non si fanno più fregare, e ai vecchi schiavisti patate da pelare, coi giovani, io tifo per voi, dico Abbeatore, i suoi amici, parassiti siete voi. Dunque assumete molte bambine molto carine e pagatele il giusto, cioè poco, in modo che si abituino a una vita di sacrifici, di privazioni e di umiliazioni, così crescono. Ecco, noi siamo un'azienda che pensa molto al nuovo che avanza. I giovani, il giocattolo si è rotto, abbiamo sentito questa bella canzone scritta dal nostro Pablo Perissinotto che è qui in presenza. Salutiamo anche l'avvocato Alessandro Bortoluzzi, consigliere comunale Conegliano, centrosinistra. Grazie avvocato anche a lei di essere qui. Allora cosa dice? C'è questo giocattolo rotto in politica, nella società, nella famiglia, nei giovani, negli anziani, ma vogliamo dare un giocattolo che funzioni, un giocattolo nuovo, magari di ultima generazione, dove tutti possono essere felici, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Prego, avvocato Bortoluzzi. Mirella, buongiorno intanto a te e a tutti gli spettatori. È evidente che questi ragazzi non vedono un futuro, quindi se ne vanno. Non è neanche un momento, una questione di difficoltà del momento, perché se pensiamo a questo paese ha attraversato delle guerre mondiali, sì, dei momenti oggettivamente molto più difficili, ma io credo che sia una questione di pessimismo verso il futuro, di cui siamo responsabili tutti, è responsabile sicuramente la politica, è responsabile anche il mondo dell'impresa, è responsabile la famiglia, ci sono tante responsabilità di questa situazione. Ho visto questo video, lo vedo per la prima volta, di questo video musicale che fa effettivamente molto riflettere. Io credo che colga veramente provocatoriamente, ecco, nel segno e ci indichi forse anche la via per uscirne, che è quella di gratificare un po' di più i giovani che affrontano il mondo del lavoro. Io conosco tanti giovani che sono costretti a fare 2 lavori per poter portare a casa un qualcosa che assomigli a uno stipendio, che consenta di pagare un affitto, che consenta poi di formarsi una famiglia e di vedere con più ottimismo il futuro. Io credo che insomma, in un paese che non è certo del terzo mondo come l'Italia, questo non possa essere consentito. Penso anche a tutti i giovani ragazzi stranieri che sono qui in questo paese, sono cresciuti qui da tanti anni. Sì, affrontiamo anche il tema della cittadinanza, perché non è un tema così banale anche questo. Tenere ai margini della nostra società senza dare il giusto riconoscimento a questi giovani con una cittadinanza, a cui credo dopo un po' di anni che studiano e che crescono qui, che si sentono italiani, credo sia un grave oltraggio, insomma, ecco, di fronte al quale non possiamo che aspettarci delle reazioni negative. Allora sentiamo come commenta Pablo Perissinotto. Intanto complimenti per questo primo video che abbiamo visto, poi ne vedremo altri, perché ci vuole una certa sensibilità anche a capire, e quando specialmente si scrivono queste canzoni
che i giovani seguono molto, poi oltretutto basta vedere il successo che ha Vasco Rossi, ci sarà pure un qualcosa che i ragazzi ascoltano e si ritrovano nelle parole che voi scrivete. Quanto importante è riuscire a trasmettere anche questi valori tramite una canzone, un video, delle parole? Prego. Allora, io parlo un po' della mia esperienza. Questo video che avete visto è un po' la colonna sonora di un progetto che si chiama Bulloni, che è diventato uno spettacolo teatrale che ho avuto la fortuna di portare in giro per l'Italia, e in realtà è uno spettacolo dove racconta la storia dei giovani viventi che mi hanno scritto, esistenti quindi, raccontandomi la loro esperienza lavorativa, dei giovani universitari fondamentalmente, e sono rimasto sconvolto dal livello di sfruttamento, dal livello di mortificazione, umiliazione che hanno dovuto subire nei loro primi approcci verso il mondo del lavoro, cose che sono assolutamente, a parte illegali nella maggior parte dei casi, inqualificabili, cioè non hanno possibilità di essere in qualche modo, cose che non possono veramente esistere in un paese come l'Italia. E secondo me questo è un fenomeno purtroppo sempre meno isolato, molto diffuso, e poi è il motivo per cui, un altro dato allarmante, che i giovani vanno all'estero, ma vanno all'estero già da molto tempo, ma cominciano ad andare all'estero anche per i lavori stagionali. Cioè, ormai, insomma, le frontiere sono, i giovani di adesso hanno molta più capacità di muoversi rispetto a una volta, e cominciano ad andare all'estero, cominciano ad andare in Francia, in Spagna, in Germania per fare i lavori stagionali e pagarsi magari la retta universitaria, e questa è una cosa veramente scandalosa, perché fanno una stagione al mare e si trovano in una situazione grottesca, e poi l'anno dopo decidono di chiamare l'amico che magari vive a Maiorca o e va a fare la stagione al bar lì. Cioè, questa è una cosa, secondo me, e poi il problema è che questo poi anche crea un gancio futuro per poi andare all'estero, perché se cominciano poi a vedere che le situazioni in altri paesi sono meglio pagate, dove c'è un trattamento migliore, dove non vengono smantellati tutti i diritti fondamentali dei lavoratori come a volte qui succede, poi ovviamente da lì poi finita l'università vanno all'estero, come succede ormai. Il problema è che si può anche andare all'estero, perché è anche giusto, perché ti apre la mente, scopri anche altre realtà, fa bene. Il problema è che poi non tornano, perché giustamente è là il grande problema, quando sono anche bravi, perché veramente noi abbiamo anche un'università che veramente forma veramente delle persone meravigliose, abbiamo una formazione eccezionale, quando invece all'estero scoprono che queste persone sono veramente valide, li pagano molto di più e se li tengono e loro rimangono là. Allora, avvocato Bortoluzzi, ma non è neanche, diciamo la verità, che sia tutta colpa di questo governo, perché come diceva anche Pablo Perissinoto, non ce n'è per nessuno in politica, perché nessuno ha fatto quello che si doveva fare. Eravamo la quarta potenza mondiale, guardate come siamo ridotti, abbiamo questi stipendi, come si parlava prima, più bassi d'Europa, pensioni più basse d'Europa, politici più pagati d'Europa. Capisce bene che i conti non tornano, ma nessuno ha fermato e nessuno ha mai avuto coraggio di toccare, ecco, i ricchi. Non c'è niente da fare, noi abbiamo questo problema, queste finanziarie che se tutti pagassero le tasse come potrebbero pagare, potremmo fare 3 finanziarie, non una, però nessuno ha il coraggio di toccare i ricchi, quelli che hanno tanto soldi. È possibile andare avanti così? Avvocato Bortoluzzi, lei oltre a consigliere è anche avvocato, cioè questo paese, se veramente non diamo una svolta, non so come andrà a finire. Prego. Beh, ma Mirella, hai ragione da parte politica. Per quanto riguarda la politica è da anni che parla di stupidaggini, e dico stupidaggini perché mi vengono in mente altre paroline ma che non si possono usare in televisione,
delle cose importanti che pure succedono così in silenzio ad opera sempre un po' del mondo che va avanti, ma non certo perché la politica le faccia cadere. Il dibattito politico a cui nessuna forza politica direi si sottrae è un dibattito politico al limite del demenziale. I problemi veri non vengono mai affrontati, abbiamo un Parlamento che non lavora, pensiamo poi che magari anche tutto possa essere risolto attraverso il premierato, quindi la persona sola al comando. Non è così in nessuna organizzazione, e poi i risultati sono questi. Noi ho visto recentemente un sondaggio che il 71%, che è un dato tremendo, della cosiddetta generazione dei millennials, quindi quelli insomma sui 20 anni di oggi, ritengono che per loro sarà impossibile formare una famiglia a queste condizioni. Tu pensa che situazione siamo? Voglio dire, il 70% dei nuovi giovani, dei giovani non vedono una prospettiva per il loro futuro. Io direi che intanto bisogna cominciare, per quanto riguarda la politica, cercare di valorizzare, ce ne sono pochi, quei politici che cercano di impegnarsi e di dire delle cose sensate ogni tanto, e di non rincorrere sempre i titoli del giornale e i titoli del momento giusto per fare qualche sparata. Abbiamo dei esempi abbastanza illuminanti, direi, anche a livello molto alto nel nostro governo e anche nell'opposizione, di sparatori di cazzate dalla mattina alla sera, che non fanno altro che stare sui social, e quando c'è poi da andare in Parlamento a pensare magari a come risolvere i problemi non ci sono mai. Sentiamo come commenta Pablo Perissinotto, perché quando veramente l'avvocato Bortoluzzi ha parlato di investire invece sui giovani, come fanno a formarsi una famiglia, vedevo che acconsentiva Perissinotto. Prego. No, ribadisco proprio il concetto dell'avvocato, e c'è una situazione veramente incredibile nella mentalità proprio dei giovani, dei ventenni di adesso, e raccontano un futuro quasi distopico, cioè nel senso che raccontano un futuro privo di ogni possibilità. Io non riuscirò mai a farmi una casa, io non riuscirò mai, cioè, ad esempio la casa, per loro sarà impossibile farsi una casa. Io spero dovrò rimanere a vivere a casa dei miei genitori, cioè situazioni, e questo, immaginate poi uno come affronta non solo il futuro, ma come affronta la quotidianità con questa mentalità. Che spinta può avere? Cioè, mio padre mi racconta che per quanto possa essere stato un periodo estremamente difficoltoso negli anni 70, però lui vedeva che comunque nella difficoltà, lui sapeva che si stava spaccando la schiena per un orizzonte che c'era, che vedeva, quindi lui vedeva una miglioria comunque, vedeva un miglioramento nel futuro, sapeva che quello era un percorso dovuto, però per arrivare a un obiettivo che era lì, che era palpabile, si sentiva nell'aria e nei discorsi, e c'era un entusiasmo sociale che portava poi le persone ad avere un certo entusiasmo nell'affrontare le difficoltà. Il problema è che adesso questo entusiasmo non c'è, sono smagnetizzati da tutta quella forza, quella che spinge verso una dinamica anche di, come dire, io lotto per un obiettivo. Quando noi lottiamo sempre per un obiettivo, però questo obiettivo gli è stato tolto, cioè hanno il presente, non hanno il futuro, e questa è una cosa a livello mentale devastante. Ma si può, avvocato, lavorare ed essere poveri? Ma io mi domando, ma si può arrivare a questo? E poi sentire le prediche da chi in politica prende 8.000, 12.000, 20.000 euro. Ecco, capisce che la gente fa fatica a capire. Il problema è che non siamo rivoluzionari, non abbiamo mai fatto una rivoluzione nella nostra storia. Una un po' sì. Però poi sì, come diceva Pablo Perissinotto, le azioni si vedono, perché se non riesco a mangiare, ad avere quello che fa, cerco di arrangiarmi in qualche maniera. Io l'ho detto prima anche a Leonardo Muraro, io non riesco a collocare le persone dai 35 ai 50 anni. Per carità, mi fanno fare i colloqui, ma dopo sono a casa un'altra volta perché non funziona, c'è sempre qualcosa che non va.
Cioè non è che devono fare un piacere alla Mirella per farmi fare il colloquio, io avrei piacere che assumessero le persone, almeno prova, vedi, capisci che veramente ci vuole il patentino anche per andare a lavorare, qualsiasi lavoro. Mi ricordo quel ragazzo che mi ha detto: Mirella, sono andato per lavare le macchine perché non trovavo niente e mi ha chiesto il curricula. Cioè non so, ha detto: ma perché per lavare la macchina devo portare il curricula? Cioè capisce che questi ragazzi non sono così stupidi come pensiamo e iniziano a fare 1 più 1, almeno pensano, provano, dice beh, provo ad andare via a vedere cosa mi succede. Prego Bortoluzzi. Ma direi che intanto cerchiamo di sgombrare il campo da alcune false cose che si dicono, ossia che tutti quanti i giovani adesso improvvisamente non hanno più voglia di lavorare, ma io non credo che sia così, insomma, oppure sono allettati solo da alcuni lavoretti che adesso vanno di moda, no? Tanto c'è l'esempio di qualcuno che fa i soldi sui social, fa l'influencer, fa questo e quell'altro. No, io credo che, per quelli che conosco io, insomma, ecco, per come conosco io la nostra realtà, i giovani non siano improvvisamente peggiorati. È il contesto che dicevamo prima. Poi io credo anche che inizialmente ci si possa anche accontentare e raccogliere la sfida magari di fronte a uno stipendio che non è magari molto allettante, però l'importante è che poi facciamo capire a queste persone che possono progredire, avere una carriera, guadagnare di più, se si impegnano l'impegno viene riconosciuto. E invece vedo che anche a livello retributivo si cerca un po' sempre di slivellare verso il basso, le progressioni di carriera sono limitate ed è chiaro che poi uno quando diceva prima bene Perissinotto, un tempo c'era l'idea di progredire e di arrivare a un obiettivo, adesso questa cosa non arriva mai e questo credo che sia il punto centrale del problema. In altri paesi, in altre realtà, basta andare anche a livello europeo, il mercato del lavoro è molto diverso, gli stipendi sono più alti, eppure le aziende riescono a marginare lo stesso. Basta andare nella vicina Svizzera per avere stipendi di operai che si aggirano intorno ai 3.000 euro al mese, e mi chiedo come fanno quelle aziende a stare ugualmente sul mercato insieme alle nostre, competere sullo stesso mercato con le nostre. Io non sono imprenditore, non sono neanche particolarmente impegnato in politica, però dico, interroghiamoci su questi aspetti qui, perché non funziona la nostra economia e dobbiamo sottopagare le persone, perché io ritengo che oggi uno stipendio attorno ai 1.000 euro che proponiamo ai nuovi assunti, magari nel campo della ristorazione o nel campo del commercio, siano veramente molto ma molto pochi. È chiaro che con 1.000 euro non ci si formano famiglie. No, addirittura, guardi avvocato, io ho famiglie al banco, all'Emporio Solidale, che con 2 stipendi non ce la fanno, certo. Perché inizia a pagare 500-600 euro di affitto, di mutuo, paga le bollette, gira, vai a lavorare con la macchina, figli che crescono, magari anche uno, cioè non è che riescono, non ce la fanno, nessuno capisce, tutti parlano, tutti predicano, però si fa presto a predicare con la pancia piena e dire sì, bisogna mangiare bene. Cosa vuol dire mangiare bene? Prendere l'olio a 15 euro, l'extravergine di oliva 1 litro, e come faccio a prenderlo? Il latte buono, come faccio a prenderlo? Capisce che c'è qualcosa, avvocato, che qualcuno non sta ascoltando veramente il problema della povertà? 6 milioni di poveri sono famiglie che lavorano, questi fanno parte dei 6 milioni di poveri. Allora andiamo a vedere questo video molto bello, a Qatar fortuna, andiamo a sentire e a vedere. Qatar fortuna, parea sulla luna, da quanto lontano il mondo è piccolo, paesioni,
parmi, povero gran, a catarque a voglia de qualcosa de no, da contare un domani a un nevoto, come quel che ha vinto lontano a Sotera, una gara, un trofeo, meglio ancora una guerra, a catarque a vita lontano, dai robe che me oggi guardava, le mansum badì, le bestie e il curtio, quella crosente accesa, se ero di strada. A catar che è roba che qua non esiste, manco da sveglio quei sogni finisse, a catar fortuna via dal curtio a far segni di acrosa in tema delirio. A catar quella voglia di qualcosa di nuovo, da contare un domani a un qualche nevoto, come quel che ha vinto lontano a Sotera, una gara, un trofeo, meglio ancora una guerra, meglio ancora una guerra, meglio ancora una guerra. Pensate che Pablo Perissinotto si è emozionato a vedere sto video, questo insegnante che alla fine ha capito che invece era lui che aveva sbagliato e dà questa bacchetta e gli offre da mano: devi punire me e io non devo punire te. Quando io dico Pablo Perissinotto, e lo dico anche all'avvocato Bortoluzzi, che forse dovremmo ascoltare di più questi ragazzi, farli loro sedere nelle cattedre e noi ascoltare, perché io vedo sempre i grandi che predicano, che giudicano, e i ragazzi ascoltano, anche annoiati a volte, perché delle manfrine che non vi dico. Invece se fossero loro a raccontare, a far capire che forse hanno bisogno di essere ascoltati, di dire qualcosa, sono anni che lo dico, qualcuno si sta muovendo, ho sentito anche ieri nei nostri telegiornali, qualcuno forse guarda anche Sveglia Veneti e impara anche qualcosa, ma non perché io sono più bella e più brava, è perché io ascolto i giovani, sono in mezzo a loro, certo. Li faccio parlare anche ieri, ecco, ne ho veramente tantini, i quali parlano, mi raccontano, e la parola è sempre quella, avvocato Bortoluzzi, non ci ascoltano, no, siamo chiusi a riccio perché tanto non capiscono, hanno sempre ragione loro, siamo sempre noi che sbagliamo. Avvocato, cosa dice? Forse non sarebbe il tempo dell'ascolto per noi e lasciar parlare loro? Sì, farli parlare e anche coinvolgerli concretamente e dare incarichi di responsabilità. Io vedo che nel nostro paese gli incarichi di responsabilità, quando c'è da darli, si pensa anche qualche volta a qualche ottantenne di esperienza. Lo trovo veramente assurdo, perché credo che siamo in una fase in cui molte cose devono essere cambiate ed dal punto è naturale che non le puoi far cambiare a una persona che ha sempre vissuto in una determinata maniera e che ormai non cambierà idea nell'ultimo percorso di vita. Questo non vuol dire che si rinuncia e si vuole svilire
l'esperienza delle persone mature, ma io credo che in tutte le società, quelle che progrediscono, è perché hanno comunque una generazione di giovani che prendono in mano il paese, prendono in mano, perché è evidente che quando hai 20, quando hai 30 anni, quando ne hai 40, hai un'energia diversa, hai una visione diversa, e quindi diamogli anche questi incarichi di responsabilità. Guardiamo, vuol dire, a parte la nostra Presidente del Consiglio, che è della generazione tra virgolette giovane, però guardiamo come sono composti anche gli organi direttivi delle aziende, gli organi legislativi, insomma è evidente che sì, facciamo parlare i giovani, ma facciamoli anche mettere concretamente all'opera, diamogli fiducia. Questo è un impegno che dovremmo avere tutti, io lo dico anche per me, perché anch'io qualche volta sono portato a non ascoltarli e a non valorizzare magari maggiormente i collaboratori giovani con cui ho a che fare, quindi deve essere un impegno quotidiano, questo è serio. Sì, però vede, Avvocato Bortoluzzi, c'è un grande problema, che chi anche cerca di fare questo, di coinvolgerli, di intrigarli, ecco, di renderli anche partecipi di questo percorso anche educativo di cittadinanza attiva, di comunità, proprio con loro viene segato. Viene segato perché la politica non è d'accordo, perché magari quell'associazione non appartiene politicamente a nessuno, prende visibilità ma non dà visibilità al politico, allora si sega. Capisci che poi i ragazzi vedono questo, le fragilità lo sentono, e questo non fa bene. Perché purtroppo per fare bisogna avere la politica al tuo fianco, bisogna che la politica investa nella famiglia, investa su quelle che sono le necessità. Allora possiamo anche intrigare questi ragazzi, ma se no come facciamo? Ma come facciamo che siamo divisi tra noi associazioni? Non ci conosciamo tra di noi. E i campanili più alti sono i campanili appoggiati dalla politica, perché questa è la verità. Basta vedere che i presidenti eletti, capisce che la politica non capisce invece che deve veramente unire, non dividere. La politica ha bisogno del mondo del volontariato, ma non deve scegliere lei il mondo del volontariato. È il volontariato che si deve iniziare a fare squadra e mettere veramente la politica con le spalle al muro, perché è la politica che ha bisogno del volontariato. Durante la pandemia, Avvocato, e lei se lo ricorderà bene, quelli che veramente hanno dato un aiuto effettivo, che hanno rischiato anche la vita, erano i volontari che andavano nelle case a portare la borsa della spesa, ad aiutare i diversamente giovani. Le sembra che la politica abbia ripagato questi volontari? Avete visto i premi a chi li danno? Ai VIP? Pensate, il mondo del volontariato, 7.500 associazioni di volontariato, se ne premia una volta ogni 2 anni, è già tanto. Capisce? Ma non è il premio in sé, è il rispetto che tu devi avere per questo volontario che ha dato tanto. Ma chi se ne frega deve vedere premiare il VIP che non sa neanche cosa farsene del premio, oltretutto anche strapagato magari sul percorso che ha fatto, e di premi ne ha tanti, e non vai a premiare chi veramente ha dato tanto al territorio. I diversamente giovani a 90 anni, 80, che danno ancora a cercare di dare un contributo, no? Quelli devono fare la formazione, perché adesso per diventare volontario devi fare formazioni, ma cerchiamo di dividere anche volontario e volontario, non di fare un caglierone come hanno fatto, Avvocato. È un caglierone dove hanno fatto un minestrone pazzesco, è incredibile questa storia. Cosa ne pensa, Avvocato Bortoluzzi? Penso che per esempio anche adesso la riforma che c'è stata del terzo settore, che ha creato grandissime difficoltà anche dal punto di vista burocratico alle associazioni, magari era una riforma che era mossa dalle migliori intenzioni, però tanti problemi ha creato anche all'interno. E tanti se ne sono andati, Avvocato. E tanti hanno detto: ma io sono qui, do il mio tempo per fare delle cose che mi piacciono, ma anche di dare tempo per smenare delle carte e per assumermi anche delle solo responsabilità e nessuna gratificazione, anche no. Giusto? Quindi questo è il punto. Poi la politica anche qui ha delle responsabilità,
perché anch'io vedo che ci sono delle associazioni che fanno pochissimo, ma che sanno fare solo foto, sanno fare dei bei video, sanno fare bene la comunicazione e che poi vengono gratificate in maniera eccessiva, perché soldi non ce ne sono mai per le cose importanti. Per le stupidaggini che danno visibilità magari ai politici, ecco lì magari sì, i soldi si trovano. Poi le persone si stancano e quando poi le amministrazioni comunali, provinciali e regionali si accorgeranno che non hanno più il mondo del volontariato alle spalle, saranno dolori per davvero, perché poi resta veramente la gente per strada senza assistenza. Penso per esempio a tutte le associazioni che si occupano del tema della povertà. Come fai? Io vorrei anche chiedere, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, corre velocemente, anche a Pablo Perissinotto, cos'è la fragilità per un cantautore? Cos'è la fragilità, ecco, vista con una certa sensibilità? Prego Perissinotto. Allora, la fragilità è un elemento nella maggior parte dei casi. Allora, ci sono due tipi di fragilità, quella sociale, e allora la possiamo vedere, la possiamo captare attraverso un disagio che è visibile, insomma, e lì spetta alla nostra sensibilità cercare di fare qualcosa, insomma. E poi c'è un altro tipo di fragilità, che è la fragilità personale. E questa invece è una cosa ben nascosta a volte. Ad esempio mi è capitato proprio in questi giorni di rapportarmi con un amico che ho sempre pensato essere una persona estremamente forte, estremamente anche dinamica, capace, intraprendente. E adesso sta passando un bruttissimo periodo proprio per il fatto che nessuno si è mai accorto di una fragilità che era probabilmente sotto diversi strati della sua, questa maschera della sua che apparenza, esatto. E questa cosa in realtà mi fa pensare, perché credo siamo in molti che nascondiamo una enorme debolezza che ci logora. Fragilità. Esatto, che secondo me sarebbe anche opportuno dimostrarsi anche empatici e capaci di affrontare la persona che viene a dirti ho un problema. Tante volte c'è molta vergogna nel manifestare un proprio disagio, a volte profondissimo, proprio perché questa è una società dove il debole, la fragilità viene vista come debolezza e non è la stessa cosa, sono due cose completamente diverse. Allora andiamo a vedere un altro bel video, dire di no si può, andiamo a sentire e a vedere. Dico a te che stai per fare delle scelte per diventare un uomo, a te che avrai bisogno della forza di reagire, della forza del perdono. Potrai scegliere di essere un ribelle, di mostrare i pugni per farti rispettare, di farti odiare, pur di non subire, ma non scegliere di essere un vigliacco e di valere meno di niente. Chi picchiano d'oro solamente un perdente. Dire di no si può, dire di no si può, dire di no si deve, si può. Dire di no si può, dire di no si può, dire di no si deve, si può.
sono niente, che insultarle può essere divertente, ma ricorda, le parole sono l'arma, non le vedi ma il male si sente. E non è amore togliere la libertà, e non è amore dire sei mia proprietà, l'amore è una carezza, non ferisce ma rimargina. Oh, dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Lo so, è facile parlare ma non si può, non si può. Far male non è amore, no. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Di no, avvocato Bortoluzzi, in politica è più facile dire di no o dire di sì? Ecco, cosa dice di questo bellissimo video che abbiamo visto con queste bellissime parole che ha scritto Pablo Perissinotto? Prego, avvocato. Beh, sulla prima domanda, vuol dire, i manuali della politica dicono che bisogna sempre dire di sì a tutti e poi fregarsene, perché tanto poi gli elettori hanno la memoria corta, no? Ci sono illustri esempi nella politica Fermo, avvocato, italiana. perché mi ero dimenticata di Monica da Paese, purtroppo, scusami Monica, ma Sì. stamattina... Vai Monica! Ciao, ciao a tutti i vostri ospiti intanto, ciao Mirella. Allora, io vorrei dire una cosa che come donna, allora parlo come donna intanto, che il problema c'è un po' di disuguaglianza anche tra povero e ricco, vorrei sottolineare. Poi come donna c'è stato il ricordo di Giulia Cecchettin, c'è stato tutto quello, gli eventi vari appunto sulla violenza sulle donne e bisognerebbe fare riflettere un po' tutte le coscienze. Purtroppo c'è, come si diceva l'altra volta con Mirella, c'è disinformazione anche per gli uomini stessi, insomma parlare con gli uomini e cercare di spiegare che non si può fare questo alle donne, non si può assolutamente. E poi per quanto riguarda i giovani, vorrei dire che i giovani bisognerebbe ascoltarli un po' di più, che secondo me sono tanto soli e ci sono tante altre persone come i giovani molto sole, non si parla più con nessuno, tanto che tra vicini di casa non ci si saluta neanche più, non ci si guarda neanche più, perché c'è il cane che abbaia, perché uno non ha scopato le scale, tutte queste robe qua. E la trovo una cosa molto triste, molto
come si può dire, triste e devastante psicologicamente. Bisogna essere più umani, ma io ho avuto un esempio con la mia vicina di casa, perché ho adottato 2 cani dal sud, perché Mirella lo sa, era un'ex volontaria io dell'ENPA. Ho voluto salvare 2 vite, l'ho fatto col cuore e mi è stato detto che dovevo portarli via, ma io gli ho detto portarli via loro, gli ho detto io, dopo tutto quello che ho fatto per farli venire qua, tutto il viaggio, dovrei rimandarli indietro, ma non se ne parla proprio. Gli ho detto io, sta vicina qua, stai calma, che si risolvono i problemi. E loro per me, questi 2 cani qua, ti posso dire Mirella, che sono la mia terapia, se non ci fossero loro io mi commuovo, se non ci fossero loro 2 io sarei perduta, perché con la malattia che ho, che tu sai che sono diabetica monogenetica, per me sono la mia vita, sono loro. Ecco, questo volevo dire. Cara Monica, un abbraccio grande. Il problema è la solitudine, questa solitudine che ha spiegato molto bene Monica. Ci si deve arrangiare anche nella solitudine, purtroppo. Prego, Avvocato Bortoluzzi, terminiamo anche quello che stava dicendo e anche il commento per Monica. Prego. Sì, Monica poi ha parlato della violenza sulle donne e credo... Mi sentite? Sì, bene, Avvocato. Perché mi è sparito il video completamente. No, bene. Il tema della violenza sulle donne che ha toccato anche Monica, che mi sembra sia un tema caro anche a Perissinotto con questo bel video, questa bella canzone che abbiamo sentito, e anche l'importanza delle persone anche qui, insomma, ecco, in questo nostro nord-est che corre sempre veloce, l'importanza di avere delle persone che ci fanno riflettere anche su questi temi, anche attraverso la musica, e quindi per questo lo ringrazio vivamente, insomma, ecco, di quello che fa e di come lo fa, perché credo che sia importante. Vedo che anche sul tema della violenza sulle donne ci sono tante riflessioni anche in questi giorni, alcune azzeccate, alcune anche abbastanza volgari, come quelle che abbiamo sentito qualche giorno fa in Consiglio regionale. Verso Val de Gamberi il consigliere regionale va tutta la mia profonda disistima per quello che ha detto in Consiglio regionale, e quindi credo che sia doppiamente importante, ecco, anche soffermarci a parlare di questi temi e a riflettere anche attraverso la musica. Quindi grazie a Perissinotto perché fa questo, e lo vedo che lo fa anche con molto cuore e con molta sensibilità. Un bel piacere, non è mai scritto Perissinotto. Ecco, forse qualcuno delle volte dovrebbe pensare, io ho detto l'altro giorno, lo dico anche all'Avvocato Bortoluzzi, che forse fare dei provini in politica non sarebbe male, come si fa anche nello sport. Ecco, se uno non va bene si cambia allenatore e anche qualche bel giocatore, perché se non funziona, è inutile tenerlo là. Perciò qualche bel provino in politica non sarebbe male. Prego, Perissinotto. Beh, innanzitutto grazie all'Avvocato per queste belle parole. Concludo dicendo appunto che mi rifaccio un po' alle dichiarazioni. Lui citava il consigliere, io cito qualcuno un po' più in alto che proprio sul tema della violenza di genere è riuscito con 2 frasi a dire tutto quello che probabilmente non doveva dire in quella occasione. Quindi se questo è l'esempio vuol dire che abbiamo ancora moltissima strada da fare per risolvere questo problema. Tra l'altro tra poco è il 25 novembre, io porto spettacoli sul tema della violenza lunedì prossimo. Giornata mondiale contro la violenza di genere, e io noto che ho uno spettacolo proprio sul tema della violenza di genere e mi chiamano sempre al 25 novembre
E vorrei dire, chiamatemi il 6 di Come febbraio. fa la Mirella, ad esempio Esattamente. oggi che ho chiamato per il Sì, Sinotto per parlare di fragilità. Esattamente, sì. Perché anch'io dico sempre cosa serve solo quella giornata. Esatto. Poi si cala il sipario. Ma perché per il Sinotto si cala il sipario? Perché prima l'avvocato diceva perché il 25 novembre ci sono i riflettori accesi e allora tutti si mettono lì perché è un momento probabilmente efficace per l'immagine del politico, per l'immagine delle associazioni, quando invece è un problema quotidiano. Sì, è un problema quotidiano. Ed è bene che ci sia la giornata mondiale, però io lo noto perché insomma in questo campo ci lavoro, tra l'altro ho lavorato con un'associazione che lei conosce in prima persona, è venuto qui anche un rappresentante e raccontano questo, no? È diventata la cerimonia annua dove si celebra tutto quel giorno lì, si crea questo bel carrozzone. Ognuno cerca di avere la massima visibilità, Esatto, perché anche noi siamo tempestati di incontri, di impegni, di telefonate, di inviti, ma non è che si può andare dappertutto quel giorno. Se facessero fare la Mirella che parla tutti i giorni di queste cose, perché bene o male ne parlo tutti i giorni, quasi 365 giorni all'anno, ecco che poi alla fine tutti questi ospiti, c'è sempre il filo di Arianna che unisce. Non è che se uno parla di sanità non c'entra la donna, e se non è che se parla la donna non c'entra la sanità o l'avvocato o le forze dell'ordine o il ragazzo giovane, c'è sempre un qualcosa che unisce. Però per il Sinotto quello che però traspare è che si parla, però culturalmente non ci siamo proprio. Questo rispetto della persona che manca, lo vediamo nella strada, lo vediamo nei comportamenti anche a scuola di certi ragazzi, ma alla base c'è sempre un qualcosa che manca, quello che è il genitore autorevole e non autoritario. Ecco, questa autorevolezza che forse dobbiamo mandare a scuola i genitori, io dico, e quando questo ragazzo viene veramente pizzicato, tra virgolette, a fare questi atti di vandalismo anche, ma non sarebbe male far lavorare assieme anche il genitore. Oltre a far lavorare il ragazzo, io metterei assieme anche questo genitore a capire che forse i lavori socialmente utili deve fare anche lui, per capire che forse deve cambiare. Cosa ne pensi per il Sinotto? Sì, quando c'è un disagio giovanile diffuso, il gap riguarda sempre 2 generazioni, non solo una. Quindi dico questo, insomma, che noi siamo stati quelli che abbiamo educato i ragazzi e quindi secondo me diciamo, il cambiamento verrà nel momento in cui comincia a dire sì, io sono responsabile, anch'io sono responsabile. Allora io ho avuto un genitore, grosso modo un giovane genitore, che il papà suo gli ha detto forse abbiamo sbagliato noi a educarvi, e lui gli ha risposto no papà, non sei stato tu a sbagliare, siamo stati noi, siamo noi che sbagliamo con i nostri figli, non sei stato tu a sbagliare con noi. Noi abbiamo imparato da voi, siamo noi che non riusciamo a far imparare i nostri ragazzi. Cosa ne pensa, avvocato? È giusto quello che ha risposto questo figlio al padre? Sono io papà che ho sbagliato, siamo noi che sbagliamo, questa mia generazione con i nostri figli, non tutti perché non possiamo mettere tutti dentro, però una gran parte di genitori continua a sbagliare. Prego, avvocato. Beh, io se guardo la mia esperienza trovo una bella differenza tra quella che è l'educazione che ho ricevuto io della mia generazione e quella che vedo che adesso ricevono i giovani. Io vedo troppi genitori che fanno i sindacalisti dei figli, difesi sempre in tutte quante le situazioni, accompagnati sull'uscio della scuola, ripresi sull'uscio della scuola, ragazzotti di 15-20 anni che dovrebbero andare da soli, e poi vedo dei bulli che hanno dei genitori che sono dei bulli a loro volta, e quindi di cosa ci vogliamo meravigliare? È vero, perché basta vedere quel ragazzo che ha ucciso quella mamma e quella bambina con questa macchina potente. Ecco, l'esempio qual era?
il padre che insegnava a guidare in questa maniera, con queste macchine, a questo ragazzo, perciò questo era l'esempio che noi abbiamo visto. È inutile che dicono che non è vero, questa è la verità, perché c'è il detto famoso, tale padre quale figlio a volta, perché rispecchia poi l'insegnamento che tu ricevi a casa. Allora, come ci saluta Avvocato Bortoluzzi? Ma io vi saluto, non so, con così un pensiero che è quello di pensare alle cose importanti e di premiare magari anche chi nella società e anche in politica cerca di tenere il punto sulle discussioni importanti e non sulle stupidaggini di giornata che riempiono i social. Ecco, se già riuscissimo a fare questo, forse invertiamo insieme questo declino verso il quale sta andando un po' la nostra società. Ecco, grazie all'avvocato Alessandro Bortoluzzi, consigliere comunale a Corneliano, centro-sinistra, di essere stato con noi. Pablo Perissinotto, come ci saluti? Allora, io non per mancanza di fantasia, evidentemente, però vi saluto sottoscrivendo ogni parola del saluto dell'avvocato Alessandro. Perché veramente più di così non si potrebbe dire, da là dobbiamo iniziare. No, in realtà avevo quasi avuto la stessa idea, per dire la verità, ma lui mi ha anticipato. Grazie anche a Pablo Perissinotto, cantautore, di essere stato con noi. Grazie ancora avvocato. Pubblicità. Grazie. Presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Gianni Marini, presidente Associazione Pastoria Borgofuro, appena tornato dal Messico. Buongiorno. E saluto anche Giovanni Kerr, presidente Federalberghi Treviso. Grazie presidente, veramente grazie di essere qui. Buona giornata. Allora, la mia domanda è anche questa, presidente. Io delle volte penso che quando ovviamente si va in vacanza, si gira, si vede anche in Alto Adige, non solo in Alto Adige al nord, perciò profondo nord, mi sposto anche al profondo sud e vedo queste tradizioni che vengono portate negli alberghi, sono le nostre tradizioni, i nostri canti, i nostri balli, e sono molto apprezzate dai turisti, ma tantissimo. Qui da noi zero assoluto. E penso che abbiamo veramente delle associazioni tipo questa che ho l'onore di avere questa mattina e di conoscere, la Pastoria del Borgofuro, che invece fanno fatica a farsi vedere, a farsi sentire, a portare proprio nel mondo le nostre tradizioni. Poi il mondo invita loro e grazie a loro che si sono rimboccati le maniche, invitano il mondo nelle nostre città e fanno vedere queste cose. È possibile in futuro, Presidente, invece cercare anche di migliorare questa che è la visione delle nostre tradizioni, le nostre realtà? Cosa ne pensa, Presidente Kerr? Prima di andare sul tasto negativo, meglio che tocchiamo il positivo. Ma lei mi trova e mi fa una domanda in un campo che mi è particolarmente caro. Io da ragazzo ho fatto per più di 20 anni il ballerino in un gruppo folcloristico friulano nel paese di Tarcento, dove sono originario, e quindi ho avuto occasione di girare veramente il mondo, di portare le tradizioni della mia terra in giro per il mondo, e mi sono sempre chiesto e mi sono sempre fatto la domanda che mi ha fatto lei: come possiamo raccontare al nostro territorio quelle che sono le nostre tradizioni e tutta la cultura del nostro passato? Quindi ci ho pensato a lungo su questo tema e ho pensato e mi sono trovato una risposta. In parte alcune associazioni, alcuni gruppi sono riuscite a trasformarlo e altre invece hanno fatto un po' più di difficoltà. Il mondo della comunicazione è cambiato ed è diverso, i messaggi che vengono dati oggi funzionano molto attraverso i social, ne parlavamo prima con i suoi ospiti precedenti, e quindi c'è una minore attenzione verso verso quello che è il passato, che in realtà è un errore di base, perché sapere da dove veniamo, sapere quelle che sono le nostre origini vuol dire
sapere meglio chi siamo e conoscerci meglio noi stessi. E allora io credo che bisogna fare uno sforzo di diciamo di cambiare la nostra maniera di presentarsi, cioè tutte queste associazioni, tutti questi balletti, tutte queste cose devono cercare di trasformare il loro messaggio in un sistema, in una maniera di comunicazione più moderna, quindi magari usando delle coreografie, se parliamo della danza, o degli strumenti, o di usare strumenti antichi, ma di usare forme nuove nel presentarli. Quindi io credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo, soprattutto chi vuole portare questo, per rendere più comunicabile, perché è un po', voglio dire, lo vediamo anche con la musica classica, no? I concerti di musica da camera sono frequentati da pochi appassionati del settore. Se invece cominciamo ai compositori moderni, i nuovi pianisti eccetera, hanno fatto musica classica ma più contemporanea, più adatta, quindi più apprezzata da un pubblico più vasto. Quindi penso che anche nelle tradizioni, pur mantenendo la tradizione, quindi non cambiando quella che è la tradizione, ma modernizzando il modo di comunicarla. Non so se sono riuscito a spiegare. Sì, ha spiegato benissimo, poi sentiremo anche Gianni Marini cosa ne pensa, però andiamo a vedere anche questo video di questa sfilata Pastoria Borgo Furo. E noi abbiamo iniziato a scaldare i motori per il Santo Natale che fra poco arriverà, l'estate è già finita, noi ci avviciniamo a questo meraviglioso mese di dicembre che è il Santo Natale, la festa più bella dell'anno, è inutile, però adesso parliamo di questo Messico dove Gianni Marini con la Pastoria del Borgo Furo è andato a visitare perché si scambiano questi incontri, loro avvengono da noi, voi andate da voi, è sempre così. Ecco, cosa è successo? Cosa avete visto, Gianni? E cosa vuoi dire rispetto a quello che ha detto il presidente Giovanni Kerr di Federalberghi? Due robe. Era il presidente e ha proprio azzeccato il discorso, vengo proprio
la settimana scorsa nella riunione che ho fatto a Roma con PTP, nella nostra federazione, è proprio un ministro che parla che sarà questo disegno di legge, e spera che va in porto anche entro poco, che abbinerà proprio folklore con quello che può essere piatti tipici delle nostre zone, quindi sarebbe una roba, un'opportunità. Mi ricordo che una volta andai su qualche ristorante che mi invitava, e non so se può ben far nomi, ma è meglio tasa, ma gli diceva vieni qua che intanto che la gente mangia le nostre robe tipiche, fai canzoni tipiche di quello che può essere nostrano, insomma. Il nostro gruppo si sa preparare sotto senso qua. Abbiamo anche dei bai ispirati per il vino, per esempio, che facciamo a vendemmia, facciamo la pigiatura della uva, facciamo a botte, insomma, siamo già un poco attrezzati sotto senso qua, saremo pronti. Come quello che abbiamo altri bai che si ispirati a queste robe qua. Per quel che riguarda il Messico è stata una roba grande, giustamente come ti hai detto, è il frutto dei scambi che noi abbiamo il festival che si chiama Sile Folk a luglio e quindi abbiamo invitato anche un gruppo messicano, siamo diventati amici e ora che su venire a fare scambio. Abbiamo fatto 10 giorni Mirella di festa e accoglienza grande perché già il popolo è bello carico e insomma anche noi non sentiremo in Rio e insomma abbiamo fatto 7 spettacoli sugli Atenei che chiama, ma il pubblico calorosissimo che abbiamo portato appunto le nostre tradizioni e orie sue e è venuto fuori una roba grande. Che molto fa, proprio a settimana è ora che chiama dei morti, cioè praticamente prima dei morti che ci sono qua, e ora fa una settimana proprio di festa. Io onora i morti, fa addirittura delle sfiate dei carri mascherati, ispirai con i bar, con vestiti da skater, come che ti vedi il nostro carnevale qua a Treviso, e ora lo fa sotto il periodo qua. E ora si trucca e si pareggia e siamo entrati proprio su questa festa e in occasione del nostro festival. Allora Gianni, quello però che voglio capire è se c'erano i giovani, perché qui da noi i giovani mancano, l'hai detto anche tu, sempre più fatica, questi genitori sì all'asilo, sì, ma poi non si vedono. Sta cambiando qualcosa? C'è questo avvicinamento anche alle tradizioni dei giovani oppure siamo restati fermi? Dipende da come che si grana sti giovani. Noi abbiamo fortuna di avergliene perché avevamo i genitori, che il nostro gruppo ha 36 anni sto anno, quindi i genitori che si sono conosciuti all'interno del gruppo e che avevo dei bambini che adesso ormai sono dentro il suo gruppo. Quindi questi bambini che ormai cominciano a diventare grandi e fa parte del gruppo perché sono nati dentro, però che viene da fuori rarissimo. Sulla nostra zona ci sono tanti gruppi che muoiono per questa roba qua. Muore perché non è ricambio, peccato mortale. E questo quasi anche dalle scuole, Mirella. Parlavamo proprio con questa riunione. Bisogna che sia scuole che al manco a settimane che dedichi un'ora al folklore e ora si innamora, cominciamo anche a capire da dove che arriva le nostre tradizioni. Il presidente prima che parlava del Tarcento, ma è che è proprio il fiore del folklore, io sento. Presidente, il fiore è proprio a Tarcento, prego. Sì, è vero, Tarcento è la patria del folklore del nord-est, veramente. Noi abbiamo portato e continuano ancora i ragazzi a portare in giro per il mondo il gruppo folcloristico Chinermacora, tutte le tradizioni friulane, venete, perché facciamo anche dei balli di origine veneziana, perché il Friuli è stato per tantissimi anni sotto la Repubblica Veneziana, quindi la tradizione è importante e si è cercato di modernizzare già ancora ai miei tempi. Mi ricordo quando siamo stati all'inaugurazione di Epcot, il centro di Walt Disney a Orlando, noi rappresentavamo in Italia e per rappresentarla in modo più degno, più importante, oltre al folklore ci siamo uniti a un gruppo di sbandieratori di cori vicino Latina e assieme abbiamo rappresentato l'Italia, quindi era danza, sbandieratori, c'era magari due aspetti di quello che è il folklore nazionale, no? Quindi sempre col discorso della comunicazione, rendere lo spettacolo attrattivo vuol dire avvicinare più gente.
e comunque voglio dire è sicuro che quello che stava dicendo il presidente del gruppo prima, che il ricambio generazionale non è facile, però chi c'è stato dentro, chi ha vissuto sa cosa è importante. Io ho mio figlio che mando a fare l'interprete d'estate, lui parla 3 lingue e gli dico: senti, d'estate vai a fare l'accompagnatore, e lui va a accompagnare i gruppi folcloristici che arrivano al Festival di Tarcento. Si va su una settimana, conosce gente da tutto il mondo e impara una cosa grandissima che prima non ho detto: il volontariato, cioè fare qualcosa a titolo gratuito per il bene della comunità, perché questo insegnano le nostre associazioni, come quello del presidente che ha appena parlato del gruppo della pastorizia. Il volontariato, fare qualcosa gratis per la comunità, è una cosa che oggi suona così poco, che oggi il mondo di oggi, dove tutto funziona secondo, diciamo, i crismi del guadagno, della ricchezza, si va a perdere. E questo credo che i gruppi folcloristici, che le tradizioni tipiche, sono ancora un grande esempio, e su questo vanno supportate. Allora andiamo alla nota dolente adesso. Allora fa marcia indietro il gestore dell'hotel di Selva di Cadore, che aveva respinto una coppia di turisti accusandoli di genocidio, pronto a ospitare gli israeliani. Allora, sempre dopo, ma prima non si può pensare, Presidente Kerr, che con queste parole fai male a tutta la categoria, che con queste parole metti in dubbio l'accoglienza che abbiamo sempre avuto noi, che ci ha sempre distinto oltretutto questa accoglienza. Cioè, prima di parlare, pensare magari fino a 5, non dico fino a 10, prima di far del male, perché poi le scuse che arrivano dopo fanno fatica a essere recepite, specialmente da chi le riceve, ed è questo popolo, e sono queste persone, e sono questi albergatori nostri invece che ce la stanno mettendo tutta per far capire invece l'importanza dell'accoglienza. Andiamo a sentire anche cosa ha detto De Cassan di Federalberghi su quello che è successo. Andiamo a sentire. Le scuse sono arrivate, forse un pochino tardive, però sono arrivate. Ora prendiamo atto di questo. Vedremo in seguito come comportarci, però è chiaro che questo fatto non deve assolutamente intaccare quello che è l'ospitalità. Ora, oggi mi è arrivata anche una mail da Patrick Ongaro che si scusa e spiega. L'ho letta così un po' al volo, per cui non la posso commentare, perché sono quelle cose che devi commentare a botta fredda. Nei prossimi giorni spero di contattarlo, di parlarci, di capire, di sentire se è stata una reazione così di getto o se c'è qualcos'altro dietro. Allora, io ho avuto ospite molte volte Presidente Kerr De Cassan di Federalberghi. Lui è sempre stato ottimista, positivo. Questa volta l'ho visto molto in difficoltà, Presidente Kerr. L'ho visto e l'abbiamo sentito. È un Presidente in difficoltà, perché fare le scuse dopo è molto molto difficile, capire dopo è molto difficile. Prego, Presidente Kerr. Ma io non so cosa abbia portato questo signore a fare questo genere di dichiarazioni, non lo conosco, per cui non posso fare delle ipotesi su perché abbia fatto questo genere di commenti. Io quello che so è che posso dire, e il collega De Cassan di Belluno lo sa bene, noi ci siamo immediatamente dissociati. Noi facciamo accoglienza, ospitalità, e le nostre strutture e il nostro territorio è aperto a tutti, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente dal credo politico e religioso. Noi vogliamo solo delle persone che nella nostra terra si comportino bene, rispettino il nostro territorio, e noi rispettiamo loro, perché voglio dire, siamo aperti a tutti, assolutamente. Parliamo di ospitalità, quindi queste
atteggiamenti, questi comportamenti non li capiamo e ce ne dissociamo completamente. E credo che insomma, voglio dire, le dimostrazioni di come siamo e di quello che è la categoria di Federalberghi, quindi noi albergatori, ma anche di tutta la filiera turistica, perché da quello che mi risulta Booking e tutte, diciamo, le principali agenzie online hanno bloccato le vendite a questa struttura, quindi insomma questo signore si è trovato anche ad avere dei bei problemi per le dichiarazioni che ha fatto, problemi proprio di tipo imprenditoriale, no? E quindi voglio dire, credo che se una persona commette degli sbagli come noi riteniamo sia un errore, quello che ha fatto questa persona ne paga anche le conseguenze, perché credo che insomma questi ci siano obiettivamente. Però Presidente, l'opinione pubblica è molto attenta, ascolta molto bene, poi fa le proprie riflessioni, e non è la prima volta che accade di certe dichiarazioni o di quello che si è sentito, ad esempio di quel disabile che è stato mandato via dalla sala da pranzo perché dava fastidio a qualcuno, non voleva il diversamente agile, invece come le chiama Mirella, a pranzare assieme. Lei capisce che si fa fatica a capire come mai nel 2024, lei lo sa, ne abbiamo già parlato, non abbiamo ancora gli alberghi, molti alberghi invece che possono ospitare i diversamente agili. Ecco, dovevano arrivare le Olimpiadi Milano-Cortina per far capire che forse bisognava accelerare, che forse sono persone che hanno un indotto importante perché spendono, sono seguiti da tante persone, però sempre dopo bisogna che succeda qualcosa. Noi diciamo, Presidente, che vuole il morto perché il vivo se muova. Ecco, voi a Tarcento cosa dite? Che ci vuole qualcos'altro oppure siamo proprio fermi? Ma a Tarcento io, a dire la verità, è tantissimo che non ci vado e ci vado il 1° di novembre. Sono qua impegnatissimo il 1° di novembre a trovare i miei poveri genitori che non ci sono più, però a parte questo sono sempre a Treviso e sempre attento ed impegnato a seguire il turismo a Treviso e in tutta un po' insomma nella regione. Ormai sono 30 e passanni che vivo a Treviso e quindi ormai diciamo che anche i trevigiani fra virgolette mi hanno adottato, che non è una cosa facile. Diciamo che da quando sono passato a vivere dentro le mura ho fatto un gran passo di qualità, perché prima eri sempre un po' un foresto, adesso no, devo dire che insomma mi hanno adottato. E cosa facciamo? Beh, noi come associazione, come Federalberghi siamo molto attenti, infatti anche in questo caso qua, quando capita che qualcuno della categoria abbia e vada fuori dalle regole, assolutamente ci muoviamo. Uno, per andare a cercare di capire cosa abbia generato queste cose qua. Secondo, voglio dire, per spiegare quello che è il punto di vista nostro e quello che deve essere inteso come associazione, ma purtroppo sappiamo che, come si dice, la mamma degli stupidi è sempre incinta, quindi ce ne sono sempre purtroppo parlavamo prima dei ragazzi violenti, del bullismo eccetera, fenomeni diciamo non adeguati a questo mondo ce ne sono purtroppo tanti e quindi anche il fatto di avere un'associazione presente importante come Federalberghi nel nostro dovrebbe servire a limitare questi danni a poche figure. Fortunatamente speriamo nessuna. Allora Gianni Marini, l'accoglienza ecco invece che voi avete ricevuto, come ci vedono, come l'italiano nel mondo, come hai visto Gianni Marini? Beh, il folklore intanto finché non succederà qualcosa, ma discriminazione fin adesso no. Il Presidente sta in giro per il mondo anche lui, quindi il folklore aggrega. Diciamo che oltre che fare spettacolo sul palco, anche quando si trova dove magari siete ospiti o sulle scuole o sugli alberghi, a sera è il famoso terzo tempo che usa dire... Come sono gli alberghi che avete visitato, Gianni? Ma noi abbiamo ospitato sulle famiglie. Ah, sulle famiglie, niente alberghi? È stata una bellissima esperienza. Sì, perché faceva la gara, perché quelli che erano stati qua, che altra volta diciamo, no, volevano altri ospitare i trevisani e insomma non sapeva cosa fare, perché da mattina a colazione dopo io mi portava insomma dove che era a fare spettacolo e a visitare, anche abbiamo visitato un museo Mirella bellissimo che si chiamava il Museo del Deserto, 4 chilometri del tunnel
preveda da quando che era i dinosauri all'uomo, a Incas. La storia. Beh, è una roba grande. Comunque fa parte anche questo, insomma, cultura e via. Aggregazione, tanta. Mirella, noi altri, anche quest'anno che viene che faremo il festival, che non anche parlare al nostro sindaco. Mi piacerebbe tanto scominciare. Per me manca tanto i gruppi russi, ucraini, cioè tutti quelli dell'est che purtroppo adesso non... ma adesso che sei Trump ha detto che finisce tutte le guerre, che non c'è problemi. Speriamo perché più bello di qui a trovarsi con tutti insieme in pace, non così. Quanti gruppi eravate, Gianni, all'inizio, cioè quando veramente eravate in tutti? Parliamo di dove? Anni fa, quando veramente c'era la Russia, l'Ucraina, in quanti eravate? No, più di 4 o 5 gruppi non potremmo ospitare, perché strutture nostre di queste, insomma, scuole... Certo. Ecco, e i paesi che partecipavano quali erano? La Russia? Un po' dappertutto. Stanno siamo di puntare su Scozia, per esempio. Magari piace un gruppo da Turchia, Spadaccini, una roba che non abbiamo neanche mai visto qua. Adesso vedremo cosa che si offre, perché fra l'altro essendo iscritti al CIOF, che forse il Presidente essendo da 300 lo conosce, è un'organizzazione mondiale del folklore, quindi tutti i festival italiani e mondiali sa che a Treviso si fa un festival dal al, e quindi iscrive, poi venire. Ora noi arriviamo. Presidente, cosa dice di unire le forze, visto che lei è anche un numero 1, un pezzo da 90, per far sì che questo festival diventi sempre più forte, più importante, il nostro festival nel mondo? Prego. Allora, come diceva appunto il nostro amico, il CIOF è il Comité Internazionale dell'Organizzazione del Festival Folklorique, ed è un'associazione dove tra l'altro il nostro ex presidente Vittorio Gritti è stato coordinatore italiano e in consiglio mondiale, riunisce tutti i gruppi folcloristici e tutti i festival del folklore di tutto il mondo. Quindi è un'organizzazione sotto il brand dell'UNESCO, perché fa parte dell'UNESCO, sviluppa sviluppa tutti questi festival e li mette in contatto. Il problema principale è quello finanziario, cioè far muovere della gente, ospitarli. Si lavora, torniamo al punto di prima, si lavora molto sul discorso del volontariato, del aprire le proprie case per gestire, però voglio dire ci vogliono, al di là di questo aspetto, ci sono proprio dei costi da sostenere, bisogna creare, per avere un bello spettacolo, bisogna creare dei palchi, bisogna avere una location, bisogna avere illuminazione, bisogna avere gli impianti audio, per valorizzare un balletto, uno spettacolo c'è bisogno di un, fra virgolette, teatro, che sia all'aperto, che sia al chiuso, e questi erano dei costi. Quindi il problema grosso è la sensibilità di alcune amministrazioni rispetto ad altre nell'aiutare queste cose, perché di gente, dei gruppi, magari meno, perché come dicevamo prima i giovani non ci sono, ma esiste questa organizzazione a livello mondiale che veramente mette in contatto fra tutti i gruppi, e quindi c'è la possibilità di creare, di portare ogni anno degli ospiti diversi. Una curiosità, Presidente, in Messico dove siete stati? Scusa? Dove in Messico? A Saltillo, è una città, diciamo, vicino al Texas, a Milano, dice del Messico, è una città abbastanza industrializzata. Sì. Presidente, però lei non ha risposto alla mia domanda, è furbo il Presidente Kerr. Se gli alberghi sono pronti per accogliere Milano Cortina, si sono dati da fare, hanno cercato di capire che bisognava accelerare, come la pista da bob che in poco tempo sono riusciti a farla diventare la più grande pista da bob al mondo? Prego, Presidente. I più grandi, i migliori alberghi al mondo non siamo ancora, però ci stiamo provando, dai, piano piano, eccetera, dicendo, a parte scherzi, io vedo che veramente
tutti qua, almeno in provincia nostra, sono sempre più le strutture che stanno investendo per rimettersi, fra virgolette, a nuovo. Dopo certe, come se ne parlavamo precedentemente, per quello che riguarda la messa a norma dei disabili, sapendo che ci saranno le Paralimpiadi e quindi essere così, questo è un po' più complicato perché ci sono costi per adeguare le strutture alle normative, ma soprattutto anche alla fruibilità da parte di un diversamente agile, come li chiamiamo. Spesso e volentieri ci vogliono molti soldi, quindi non sono molte le strutture che hanno la possibilità. Infatti è da tempo che noi come categoria chiediamo un intervento da parte del governo regionale, che ne ha la fattispecie, nazionale, o l'apertura di fondi europei che permettano di fare questi lavori. Stiamo ormai in ritardo perché per fare adeguamenti strutturali come richiesto, per fare adeguamenti appunto del superamento delle barriere architettoniche, diciamo che i tempi stanno stringendo, un po' è stato fatto, a mio avviso da questo punto non ancora sufficiente. Grazie, perché veramente sono domande che a casa si pongono. Io ho anche ospiti che veramente molte volte fanno fatica a trovare delle strutture ricettive dove possono stare tranquilli, e qua dobbiamo riflettere tutti quanti. Allora andiamo a vedere anche questo Panevin, fra poco sarà l'ora anche del Panevin, molto discusso con questo inquinamento, con questa Valpadana che è inquinatissima. Andiamo a vedere questo Panevin Borgofuro. La gente intavolata in questa gelidissima serata, ma io che sono qui vicino mi vado a riscaldare il panellino. Tutta la gente intavolata in questa gelidissima serata, ma io che sono il panellino mi vado a riscaldare il panellino. È stata festa comunque, malgrado la pioggia, nella sede degli scout di Borgofuro, nel quartiere di San Paolo, a Treviso, dove si è bruciato un piccolo ma significativo Panevin che ha catturato l'attenzione di grandi e piccini. Osserviamo attentamente dove va il fumo. Noi speriamo che vada dalla parte giusta per questo 2024, che sia verso infatti. Chi sotto l'ombrello, chi sotto i gazebo allestiti appositamente, l'Epifania è stata celebrata poi per tutti pinza, cioccolata calda e vin brulè. E l'immancabile incontro con la Befana, che ha lasciato il segno delle sue mani sporche di carbone anche sul viso del sindaco Mario Conte. Ho fatto San Pellaio, Selvana, Fiera e adesso arrivo a casa mia a San Paolo. E non ho bevuto dappertutto. No, sono anche in macchina. Dai, devo dare il buon esempio. Però ci tenevo ovviamente a venire qui a San Paolo, nel mio quartiere, per ringraziarvi per aver comunque tenuto in piedi questa tradizione, nonostante il tempo che non ci ha dato scampo quest'anno, però insomma è importante ritrovarsi. Credo che i bambini qua sono tutti buoni, quindi solo dolci. Un po' di carbone al sindaco, poco però, è stato buono anche lui, però ci tenevo davvero tanto a ringraziarvi perché Ti do anche un tocchetto intero. Guarda, questo quando adesso non anche tanti scherzi. Oltre a San Paolo, nel capoluogo sono stati accesi anche i Panevin di San Pelaio, Selvana, Fiera, Sant'Antonino e Sant'Angelo, mentre alle case Piavone a Sant'Artemio si è preferito annullare l'evento. La pioggia ha evitato un picco persistente di polveri sottili rimaste, secondo i dati rilevati dalla centralina ARPAV di via Lancieri da Novara, quella più vicina al centro, entro la soglia limite dei 50 microgrammi per metro cubo, mentre in strada Sant'Agnese, zona San Giuseppe, Botti e Falò hanno contribuito a far rilevare alle 23 un picco intorno agli 80 microgrammi, subito abbattuto dalle abbondanti precipitazioni. Allora Gianni Marini, prima di parlare del Panevin, però c'è il Natale, che anche quest'anno questo presepe vivente, prego Gianni. Sì, noi discommissiamo con 3 momenti, cioè praticamente già dal giorno 15 di dicembre facciamo questo percorso, cioè Giuseppe e Maria che va in cerca e va verso Betlemme. E ora cosa faremo? Con un seto. Questo anno avevamo una Madonna che era incinta, perché in virtù di quello che ti ho detto prima, la nostra componente
ha la fortuna di avere un bel bambino, quindi è avanti con i mesi e è giusta per fare questa parte, insomma. E faremo una roba itinerante per la nostra città, pensando, insomma, di andare verso Betlemme, verso a Capanna, per trovare a Capanna per fare Nassa a Gesù Bambino. Sarà Piazza dei Signori poi alla fine? Gireremo per Piazza dei Signori, Piazza San Vio, un po' il quartiere latino, faremo un po' di giro così, un giro itinerante. Più lungo che non fermi allora? 2 orette di percorso. Di itinerante, ogni tanto se faremo una canzone, un balletto ispirato al Nadal e avanti così. Dopo invece a Savodrio faremo a Ciarastea, è che sappiamo benissimo che i pastori sono quelli che per primi si andano a Capanna, quindi vede questa stea che noi dobbiamo creare e va verso Capanna augurando che la gente felicità, che se Dio nasce qualcosa, venì che andiamo insieme e via così. E dopo andremo il 24, martedì 24, che faremo il nostro 30° presepe vivente. Pensate. Per 30 anni che faremo il nostro presepe vivente con i nostri mestieri, i nostri bai, invitiamo anche delle altre realtà, fuori, bambini che fanno anche ore, sono esibizioni e via così. Presidente, cosa ne pensa di questo presepe itinerante? Si parte dal 15 per arrivare al 25, poi ci sarà il Panevin, tempo permettendo speriamo. Prego Presidente Kerr. Bellissimo, una bellissima iniziativa, dovremmo mettere, se fate qualcosa, qualche volantino sui programmi, lo mettiamo in tutti gli alberghi della provincia. Faremo arrivare al Presidente Kerr allora il volantino con tutti i messaggi, perché è importante veramente questa comunicazione. Prego? Soprattutto quelli della zona, perché magari quelli della provincia un po' lontana fanno difficile, ma quelli sono nella zona. Io sono convinto sul turista che il turista sempre più è attento e attratto da questo tipo di manifestazioni, perché non si accontenta più di venire a vedere il territorio in superficialità, ma vuole proprio conoscere le tradizioni, vuole sentirsi un po' parte di come vive la gente. Quindi le tradizioni sono una delle cose che i turisti cercano e quindi è nostro compito non solo quello di ospitarli, ma quello anche di informarli sul nostro territorio. Senta Presidente Kerr, noi abbiamo sentito tanti turisti sui nostri telegiornali, interviste, che quando arrivano a Treviso si innamorano di Treviso, dicono che è bellissima. Noi abbiamo anche la fortuna di essere, io dico sempre, a pochi passi da Venezia, a pochi passi dalle colline del Prosecco, siamo vicini al mare, alla montagna, ma facciamo così fatica poi a essere veramente presenti, come sta dicendo veramente lei, e sta capendo che si può fare, come essere fatti capire dalle istituzioni che forse devono aiutare queste realtà, perché veramente io ho avuto Gianni Marini in tempi anche molto difficili, dove veramente facevano fatica a rimanere a galla. Secondo lei c'è questa sensibilità, velocissimo Presidente, da parte degli amministratori locali? Io penso di sì, ma parlo in generale perché non devo essere fortunata di essere quella città. Diciamo in Italia c'è questa sensibilità di supportare queste associazioni? Diciamo che velocemente la sensibilità sta crescendo perché gli amministratori si rendono conto di quanto importante sia il mantenimento delle tradizioni. Negli anni passati è stato molto trascurato, man mano si va verso questa cosa, per cui invito le associazioni, chi sta da fare, a continuare, a proseguire, perché proprio solo continuando, mantenendo e perseverando in questa attività riusciremo a convincere tutti gli amministratori a capire quanto vale quello che stiamo facendo. Allora io ringrazio tantissimo Giovanni Kerr, Presidente Federalberghi Treviso, di essere stato con noi, di aver spiegato anche la situazione di Federalberghi. Saluto Gianni Marini, Presidente Associazione Pastoria Borgofulo, grazie anche a te. Grazie. Gianni Marini, ricordati di mandare, ecco ti darò le mail per mandare al Presidente Kerr questo volantino importante, perché tutti ma vengo io per primo a vederlo, perché ci tengo. Dobbiamo parlare di Saltillo, ci sono stato 3 volte a Saltillo, c'ho un sacco di amici in quella città, in Messico. Beh, visto che è a Treviso, allora quando ci sarà questo presepe andrai a incontrare anche Gianni Marini, se ci conosciamo, non ci conosciamo, conoscerete. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Melanzane a Fungiatiello.
In cosmesi la polpa delle melanzane viene utilizzata per creme e maschere. In casa otterrete un'ottima maschera per pelli stanche schiacciando con una forchetta la polpa e applicandola, da sola o mescolata a yogurt, per una ventina di minuti sul viso. Ingredienti per 4 persone: 2-3 melanzane, 5-6 pomodorini, uno spicchio d'aglio, un peperoncino, olio extravergine d'oliva, basilico, sale. Mettete sotto sale grosso per un'ora le melanzane lavate e tagliate a dadini. Sciacquatele, asciugatele e friggetele in olio caldo. A parte soffriggete in poco olio d'oliva l'aglio tritato e il peperoncino. Aggiungete i pomodorini tagliati a pezzetti e dopo 10 minuti unite le melanzane. Servite tiepido o freddo. Questa è la semplice saporita ricetta ischitana delle melanzane a fungetiello, piatto classico della cucina partenopea che, nella più ricca versione della terraferma, prevede l'aggiunta di olive nere, capperi e prezzemolo. Il procedimento è lo stesso. E allora, buon appetito!